Buongiorno e ben ritrovati in diretta a questa edizione straordinaria come anticipato, perché seguiremo questa mattina, sono le 10:30 precise, non so se è un compleanno da festeggiare, ma sono passati 2 anni dal voto del referendum 22 ottobre 2017, sono volati di fatto questi anni, 3 governi, sapete che lo ricordavano anche i quotidiani in edicola questa mattina, con il cambio delle amministrazioni nazionali, dei governi nazionali, di fatto c'è stata una preintesa con il governo Gentiloni, dialoghi e scontri nel governo giallo-verde con vertici poi accelerati nell'ultimo periodo e una ripartenza da zero di fatto oggi, almeno nelle idee del ministro Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali, che ha detto incontrerò io i governatori, ha iniziato il suo tour un mese fa, oggi invece, e accadrà alle 12, incontrerà di fatto per la prima volta in veste ufficiale e operativa la delegazione trattante guidata dal professore costituzionalista Mario Bertolissi. Cosa succede questa mattina? Ora vi presento anche gli ospiti, nel ringraziare Andrea Basso in regia e Nicola Zanetti per il coordinamento. Alle 11 ci sarà il consueto punto stampa, cioè l'incontro del governatore Luca Zaia con i giornalisti a Palazzo Balbi, tra poco potremo anche vedere le immagini in diretta, quindi racconterà questi 2 anni, quello che è stato fatto e quanto ci si attende dal governo giallorosso. Dopo ci sposteremo a Rialto, dove è prevista la manifestazione di Lega e altri movimenti del Veneto a sostegno, nel ricordare questi 2 anni e per creare quella lobby di pressione, definiamola così, nei confronti di Roma. Allora, saluto e ringrazio Alberto Villanova della Lega, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi. Consigliere regionale, così come Stefano Fracasso del Partito Democratico. Buongiorno, ben trovato. Non creda che non mi sia sfuggito, avevamo detto attenzione, Fracasso potrebbe essere uno dei candidati all'anti-Zaia e poi visto che è uscito sui giornali, vuole dire qualcosa in più? No, ma insomma, è ancora molto presto e quindi il partito non ha ancora fatto... Il simbolo resta PD o no? Io sono perché il simbolo ci sia alle prossime elezioni regionali, ma siccome la discussione è aperta ed è appena iniziata, non ho la sfera di cristallo per dire quale sarà l'esito. Così come finale. Invece Alberto Villanova ha scelto di essere con noi e aiutarci questa mattinata, anche se sono tutti convocati, vero, a Palazzo Balbi? Sì, però diciamo che la segreteria regionale mi ha inviato qui, sono ben felice di essere qui con voi stamattina. Giusto, bravo. Eccolo qua, questa è l'ultima bozza, no? Ricorderete, l'abbiamo commentata nella diretta straordinaria che facemmo anche in occasione un mese fa della visita e l'apertura di questa nuova trattativa con il ministro Boccia, arrivato a Venezia, e quindi questo è il documento con le ultime modifiche che Luca Zaia aveva consegnato al ministro. La sua invece è una risposta provocatoria, no? Ha scelto di non essere lì a Venezia perché lei dice deve essere il governatore a venire a riferire in aula. Se ci sono delle novità, il luogo deputato per discuterle è l'aula del Consiglio regionale. Se non ci sono delle novità, non vedo motivo, insomma, se è una conferenza stampa la leggeremo domani o addirittura la seguiremo in diretta fra una mezz'ora. Io non vedo novità se non quelle che sono già state dette, nel senso che sul tavolo il Ministro ha trovato sul suo tavolo, rispetto alla precedente bozza in discussione, più di 30 osservazioni dei ministeri, anche di quelli a guida allora leghista, e credo che oggi nell'incontro delle delegazioni tecniche a Roma si comincerà da quello, immagino che sarà così. Villanova? Ma io voglio ricordare che oggi è l'anniversario dell'inizio di una battaglia che riguarda tutti i veneti, non riguarda un partito. Questa non è una battaglia della Lega, è una battaglia dei veneti, dei 2.328.000 che sono andati a votare per quel referendum. E è vero, il ministro Boccia oggi trova una proposta di accordo che è stata firmata da dei professori universitari guidati dal professor Bertolissi, che riguarda quindi una proposta
puramente tecnica, non è una proposta politica, perché viene portata avanti a livello di territorio. Noi abbiamo sempre fatto una proposta che riguarda il territorio e purtroppo ci siamo sempre sentiti rispondere con delle contrapposizioni che sono meramente politiche, tant'è vero che sia i nostri ex compagni di viaggio dei 5 Stelle che il PD fino ad oggi non ci hanno mai dato una loro versione di quella che può essere l'autonomia. Non abbiamo mai avuto una proposta alternativa dei 5 Stelle, con cui abbiamo fatto un percorso molto molto travagliato, e non abbiamo mai avuto una proposta nemmeno dal PD né tantomeno dal ministro Boccia. Adesso noi ci aspettiamo che ci arrivi questa proposta, perché fino ad oggi noi abbiamo sempre visto questi due partiti, che sono comunque adesso in maggioranza di governo, stare alla finestra e criticare quello che è il lavoro portato avanti appunto da... Cioè lei dice senza fare una controproposta, no? La controproposta c'è stata ed è stata firmata anche dal Presidente Zaia, ed era la preintesa del governo Gentiloni e Bressa. Io credo che Zaia abbia fatto un errore a non portare fino in fondo quella, perché oggi avremmo già in saccoccia 5 competenze. Su 23. E 5 erano in saccoccia, sì, voler sì, tutto, sai, che è quello che vi dice anche il Movimento 5 Stelle, no? Allora, aspettate, guardate, vi facciamo vedere Andrea pure le immagini di Sandro Ponchio, tra poco ci colleghiamo con Anna Maria Parisi quando è pronta. Questa è la sala stampa adesso dove il governatore Luca Zaia riferirà, quindi parlerà ai veneti proprio a ricorrenza di questi 2 anni dal voto. Lo vedete sempre scritto in alto nel nostro counter. Sono 730 giorni oggi, 365 di fatto per 2, non sono bravo in matematica ma mi sembra che sia più o meno così, e questa è quindi bello chiaro impresso quanto tempo è passato in attesa dell'uno o dell'altra parte che ci fosse una svolta. Ora Fracasso ricordava quella preintesa, quindi quella come controproposta di fatto dal governo o dal PD. Controproposta era stata firmata dai tre presidenti, da Zaia, dal presidente della Lombardia e anche dell'Emilia, quindi quello era un punto fermo che si poteva tradurre in poco tempo in Parlamento in una legge, perché non dimentichiamoci che ci vuole una legge votata al Parlamento, e in Parlamento ci sono ancora 900 tra senatori e oggi si parla della legge quadro, no? Cioè, quello dovrebbe essere il passaggio. Il passaggio della legge quadro che definisce i livelli essenziali delle prestazioni. Però siamo ancora appunto tecnico. Poi anche sulla proposta che è stata esaminata sono stati fatti dei rilievi molto, molto puntuali. Mi riferisco per esempio al tema della scuola, sul passaggio degli oltre 60.000 tra insegnanti, maestri, docenti delle scuole tra elementari, medie e superiori. Su questo punto non è mai stato aperto nemmeno nel Veneto un confronto con chi rappresenta il mondo della scuola. Quindi vedete, non è proprio... Cioè l'autonomia non può essere trattata come a scatola chiusa, no? Allora, Villanova, poi andiamo da Anna Maria Parisi. Anna Maria, preparati, il ministro Stefani in realtà si è data molto da fare, chiedono oggi a Gianclaudio Bressa, no? Quindi è ex sottosegretario che ha seguito queste vicende, il governo Gentiloni che citava adesso Fracasso. Sì, si è data molto da fare, ma seguendo una strada totalmente sbagliata che di fatti ci ha condotti a un vicolo cieco, dice Bressa. Il risultato che avevamo raggiunto a febbraio 2018 era molto importante, stabiliva un percorso all'insegna dell'equilibrio e della responsabilità condiviso da Zaia, che di fatti firmò. Bastava proseguire lungo quella via, invece proprio Zaia ha preferito deviare con i risultati sotto gli occhi di tutti. Che deviazione c'è stata? Ma non c'è nessuno... allora, noi quando siamo andati a chiedere ai veneti cosa volevano, l'abbiamo detto chiaramente. 23 materie, perché? Nella scheda non c'erano 23 materie, c'era l'autonomia. Io ti ho ascoltato, sopra il piacere. E tra l'altro queste 23 materie sono state chieste in base a quella che è una regola scritta in Costituzione da una riforma del titolo quinto fatta proprio da quello che è adesso il PD, all'epoca era il PDS, giusto? Allora abbiamo giocato secondo le regole loro, abbiamo portato una richiesta con un referendum, quindi avallato dai veneti, non da un partito, dai veneti che sono andati a votare, perché tra quei 2.328.000 ci sono tanti elettori anche del PD che volevano l'autonomia. E secondo me si sono sentiti anche un po' traditi, perché nel momento in cui tu fai una proposta su 5 materie su 23 mi devi anche spiegare perché le altre non vuoi darle. Tanto è vero che mi spiegate come mai, se la nostra proposta è così al di fuori di quello che è comprensibile, mi spiegate perché allora non è stata data l'autonomia alla Regione Emilia Romagna, che se non sbaglio ne ha chieste 15?
Cioè erano meno, era più facile, lei dice lo si poteva fare prima. Non ha fatto il referendum. Questo non si può rimproverare E al poi, PD. no, io finisco lo dico adesso a quelli che sono i vostri compagni di viaggio attuali. Parliamo della scuola. Allora, la tenga tra un minuto. Anna Maria, no, arrivo subito da lei. Intanto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha contattato telefonicamente il collega del Presidente del Piemonte Alberto Cirio, esprimendogli solidarietà e immediata disponibilità a inviare aiuti a seguito della grave ondata di maltempo che ha colpito il nord-ovest in coordinamento con la Protezione Civile Nazionale, qualora ritenuti utili. Questo, sapete, gravissimo nubifragio che ieri sera ha colpito la Liguria, in particolar modo il Piemonte, come avete sentito, e parte della Lombardia. Allora, andiamo a Palazzo arrivo alla scuola subito dopo Anna Maria. Anna Maria Parisi con Sandro Ponchio, che ringraziamo. Allora, Anna Maria, intanto registriamo un dato, tutti convocati, questo era l'appello, mi è sembrato di capire, quindi poi vedremo chi ci sarà anche degli altri partiti lì a seguire Luca Zaia. Qual è l'attesa? Beh, naturalmente c'è grande fermento, Ferdinando, buongiorno a te, gli ospiti e a chi ci sta guardando da casa. C'è grande fermento perché a 2 anni dall'esito del referendum, come ricordavi tu a inizio trasmissione, ancora siamo in attesa di una decisione del governo per quanto attiene, come dicevate da studio, alle famose 23 materie, tra cui anche per quanto attiene alla materia della protezione civile, come avete appena accennato, alla questione delle famose materie di competenza concorrente. E c'è grande fermento naturalmente perché a 2 anni dall'esito del referendum, che ha visto chiamati al voto oltre 4 milioni di veneti, con 2 milioni e mezzo, quasi 2 milioni e 4 di votanti che si sono espressi praticamente tutti a favore per il sì, con il 98%, lo ricordiamo, a 2 anni ancora nulla di fatto, nonostante l'avvicendarsi dei vari governi. E oggi, appunto, come accennavi tu da studio, c'è l'incontro della delegazione per l'autonomia del Veneto con il ministro Boccia al Ministero a Roma, dopo l'incontro che c'è stato qui proprio a Venezia, a Palazzo Balbi, di cui abbiamo dato ampia notizia con la nostra precedente diretta, e quindi attendiamo che cosa ci dirà il Presidente Zaia. Noi siamo qui in questa bellissima sala, Palazzo Balbi, sala Pederine, dove vedete alle mie spalle c'è, lo riconosci questo gonfalone, Ferdinando? Lo riconoscete da studio? L'abbiamo visto anche sì, a Piazza San Giovanni nelle scorse ore, e appunto oggi la previsione è quello che verrà srotolato uno di questi gonfaloni enorme a Ponte di Rialto, nella manifestazione che seguiremo poi a partire anche dalle 12 quando finirà questa conferenza. Okay. Anna, tu cosa hai capito? Sarà il governatore Luca Zaia da solo, sarà con la sua squadra, quindi gli assessori, per diciamo sottolineare anche le differenti deleghe? Guarda, è ancora la questione molto blindata, ma sicuramente il Presidente del Veneto Luca Zaia non sarà da solo. Adesso sui nomi di chi interverrà con lui non sappiamo quali saranno nel dettaglio, quindi per non essere imprecisi ci riserviamo di dirvelo non appena inizierà la diretta, brevissimo, intorno alle 11 è previsto il collegamento con Luca Zaia, perché alle 11 è stato fissato appunto la conferenza stampa con tutti i giornalisti. Allora Anna Maria, il primo che arriva è tuo ospite, quindi stai attenta, il primo che entra e si verrà lì a sedere sarà tuo ospite al microfono, ci vediamo tra pochissimo. Allora, Alberto Villanova, intanto cosa ci può dire qualcosa di più, come funziona, come si organizza? Ma beh, su come è organizzata so che eravamo convocati. Il cerimoniale di questa... No, purtroppo no, assessori non lo so. Non lo so. Allora, perché non ha funzionato, diciamo... Non mi lascia finire l'istruzione. Riparto da questa domanda che viene fatta al Ministro Stefani. L'autonomia è una riforma con oggettivi profili di difficoltà, dice oggi al Corriere del Veneto. Per portarla a termine bisogna crederci fino in fondo, confrontandosi con spirito costruttivo, anche se magari si parte da posizioni opposte, e invece la dialettica si è presto trasformata in guerriglia politica. Tutti i temi sono stati strumentalizzati. Non lo farà questo governo? Non lo farà sicuramente, questo è certo. Quello che volevo dire prima sulla scuola, perché vedi, ci fermiamo molto spesso sulla questione della forma. Prima il collega Fracasso diceva non sono stati convocati i sindacati che si occupano di scuola.
Però io voglio puntare l'attenzione su un dato. Allora, lo Stato spende per ogni cittadino veneto circa 477 euro pro capite per l'istruzione. A livello medio italiano ne spende 536. Allora, mi dovete spiegare perché noi veneti dobbiamo accettare questa situazione. Allora, la richiesta è allo Stato: trasferiscici gli insegnanti, cioè la gestione degli insegnanti, ci trasferisci da scuola, noi possiamo integrare anche quello che è lo stipendio degli insegnanti affinché ci sia una stabilità all'interno delle classi di chi va a insegnare ai nostri ragazzi, affinché non ci siano buchi negli orari scolastici perché mancano i professori, perché mancano i presidi. Diamo la possibilità a chi prende impiego in Veneto di restare in Veneto. Abbiamo la possibilità di gestire 2 miliardi e 8 che adesso vengono gestiti dal Ministero, che vengano mandati al Veneto, il Veneto può gestirli meglio e quello che avanza viene reinvestito nella scuola. Mi spiegate cosa c'è da andare contro? Perché non abbiamo sentito i sindacati? Cioè questa è un'operazione che per lo Stato è a costo zero, perché sarebbe solo un trasferimento di quella che è la spesa storica e farla gestire ai veneti. Io mi chiedo, si può avanzare allo Stato la richiesta di trasferire 70.000 dipendenti senza incontrare coloro che li rappresentano? Ma credo che un normalissimo imprenditore che deve, come dire, non so, acquistare un'azienda, trasferire, ma dico 50 dipendenti, contratto. Cioè, dice, è un lavoro... Sì. Allora, aspetta, ma andiamo avanti. E dice, il Veneto potrebbe pagarli di più. Sì, con quali soldi? Perché, allora, il Veneto deve dire... Con le economie che riusciremo a fare? Le economie che riusciamo a fare su cosa? Sugli stipendi che già prendono? Cioè, vedete che se entriamo nel merito delle questioni, non è a scatola chiusa, l'autonomia non può essere fatta a scatola chiusa. Ma assolutamente. E questo, allora, per esempio... In Trentino per trasferire 7.000 insegnanti ci hanno messo 10 anni. Allora, lo vogliamo dire ai veneti o facciamo finta che domani mattina si prendono 70... No, perché bisogna vedere come si fanno le cose, non solo gli slogan. Secondo me come si fanno le cose. Il problema è che voi pensate di avere a che fare perché l'Emilia non gente chiede che lavora il trasferimento dei dipendenti della scuola? Perché ha capito che è una cosa inutile, complicata, costosissima. Chiede di programmare quanti insegnanti, cioè di allora dopo la replica di Villanova, Anna Maria l'ho vista dietro il gonfalone in compagnia di Alberto Semenzato e Pietro della Libera, vai! Ecco, in compagnia dei Veneti Uniti in questo caso, perché Alberto Semenzato oggi festeggia anche il suo compleanno e Pietro dalla Libera, vedi, ci tenevano a mostrarvi questo bellissimo vessillo. Sì, allora, non compie 2 anni, oggi. Insomma, immaginiamo, però auguri a Semenzato. Non tanto bello, diciamo, è stato più bello 2 anni fa quando siamo andati al referendum. Io speravo che in 2 anni le cose fossero andate molto più avanti, invece purtroppo vedo che siamo ancora ad un quadro appeso ad un muro, questo ha detto Boccia. Ecco, intanto auguri anche da parte di Ferdinando Avarino da studio. Allora è proprio il caso di dire Veneti Uniti, perché si va al di là con questa bandiera dei propri colori, diciamo, di appartenenza. Certo, tutti i veneti vogliono l'autonomia e l'hanno espressa con il referendum di 2 anni fa, del 22 ottobre del 2017. Oggi è una giornata importante, ci sarà poi la conferenza stampa del nostro Presidente Luca Zaia, ma bisogna continuare a lottare. Noi non molliamo mai, sappiamo che la battaglia non è facile, però sono sicuro che arriveremo a conquistare l'autonomia del Veneto. Domande da studio, Ferdinando. La fiducia in Boccia? Non sentiamo. Se ha fiducia in Boccia, poi non so Anna Maria se puoi passare un auricolare anche a uno degli ospiti. Sì, perché la linea va e viene, sì, prego, Alberto. Sì, ciao. Ecco, Semenzato, buongiorno. Se avete fiducia in Boccia, non so se ora mi sente. Buongiorno. Sì, adesso la sento, sì, la sento. Avete fiducia in Boccia? Beh, io l'avevo già detto quando Boccia era venuto qui ormai qualche settimana fa, a me è sembrato venire qui
più che altro in visita piuttosto che per risolvere i problemi e per prendere atto di quello che vogliono i veneti, cioè l'autonomia che sta scritta nella Costituzione. Questa nuova proposta della legge quadro secondo me è solamente un altro modo per tirarla avanti. Ferdinando, allora io rifarei, se sei d'accordo, la stessa domanda anche a Dalla Libera. Secondo lei Dalla Libera Boccia è venuto qui solo per fare, diciamo così, un po' di passerella, o lei comunque è fiducioso? Ma guardi, mi pare che si faccia melina ora con questo governo. Io però ho molta fiducia nella forza del popolo veneto e sono sicuro nel presidente Luca Zaia, che diciamo è il nostro condottiero, e sono sicuro che raggiungeremo l'autonomia. Non sarà facile, ma la raggiungeremo. È il mister in questo caso, per usare un linguaggio calcistico. Allora Ferdinando, se sei d'accordo ti restituisco la linea e poi vedo chi altri sta intervenendo qui, sta arrivando in sala Pederin, d'accordo? Certo, Fracasso? Beh, sai, se dovessi guardare allora alla fiducia del ministro Stefani, che conosco e anche stimo, ma in base ai risultati non ha portato a casa nulla. Perciò prima di dare giudizi affrettati come questi dei colleghi ci penserei un momentino. Ripeto, l'unico Eppure lei punto ribadisce fermo, come fosse una però difficoltà, sai, perché sì, c'era il Movimento 5 Stelle che sì, vabbè, poi dice. Bussetti era ministro della Lega e aveva fatto dell'istruzione, ma della Lega, e aveva messo sul tavolo della trattativa numerosissime critiche e osservazioni alla proposta del Veneto. È proprio qui ne parliamo. Allora, esatto, ci arriviamo. Mi rammarica vedere il mio successore, il ministro Boccia, dice la Stefani, infangarmi e distruggere quanto avevamo fatto, butta via il lavoro degli altri solo perché lo hanno fatto gli altri. beh, a parte che questo non è vero. Tra l'altro so che tra Boccia e l'ex ministro Stefani i rapporti non sono per nulla cattivi, anzi. Ma il ministro deve prendere... Boccia, allora, se Boccia ha detto arriva, tutta propaganda e niente, quello che ho trovato propaganda e nulla. se uno arriva e trova sul suo tavolo del precedente governo oltre 30 contestazioni dei ministeri sulla proposta del Veneto, che devi dire? Che andava tutto bene? Evidentemente in Veneto c'era Vilanova sulle osservazioni che dice diverso, no? Secondo me qua c'è proprio il punto chiave, perché allora se qualcuno vuole lavorare per portare a casa l'autonomia, può evidenziare anche che ci sono dei problemi che vanno superati. Qual è stato il problema? Che i ministeri dei 5 Stelle non hanno mai evidenziato quali erano i veri problemi per risolverli e per portare a casa l'autonomia. Perché allora io voglio ricordare che uno dei punti chiave era il problema fiscale, giusto? Il ministro dell'economia precedente, che di certo non era un leghista, non ha mai evidenziato effettivamente quali erano i punti da sistemare nella bozza. Per quello dico, è inutile continuare a fare dei contrasti politici se dopo non si va a evidenziare come si può risolvere. Perché allora io accetto da tutti quanti, o i veneti possono accettare da tutti quanti, i tecnici, i ministri e compagnia, che qualcuno dica secondo me l'autonomia come viene proposta non va bene, io la farei così. E allora ci si ragiona su, ma se si va a contrattare e la controparte non ti dice cosa vuole fare, è come parlare contro un muro. Ed è esattamente quello che sta facendo il nuovo ministro. Ha detto queste sono le contestazioni del precedente governo, okay? Dobbiamo risolverle. Come le risolviamo? Stabilendo quali sono le prestazioni uguali per tutti in Italia. Allora vedo, aspetti Fracasso, il consigliere regionale Sergio Berlato, il patriota, Fratelli d'Italia, e con te Anna Maria, cosa dice di questa giornata? Presente anche lui? Cosa dici di questa giornata? Siamo a 2 anni da quella data molto importante del 22 ottobre del 2017, data che doveva rappresentare un evento storico per il Veneto, con l'attribuzione della tanto auspicata autonomia. Io come coordinatore regionale di Fratelli d'Italia ho portato tutto il partito a votare convintamente a favore di quel referendum che, ricordo, non chiedeva né secessione né indipendenza, ma chiedeva maggiori forme di autonomia nel rispetto della Costituzione e di quel valore per noi indiscutibile dell'unità nazionale. Sono passati 2 anni, sono cambiati dei governi, ma per il momento, per quanto riguarda l'autonomia, il risultato è equivalente alla radice quadrata di 0. Ci auguriamo che le cose cambino, perché altrimenti questo sarebbe veramente una
presa in giro per tanti veneti che hanno, come me, come noi di Fratelli d'Italia, hanno votato convintamente per quel referendum pensando di poter ottenere quell'autonomia. Di chi è la colpa, Berlato? Da tanti veneti auspicata. Come? Di chi è la colpa? Ma io non so di chi sia la colpa, non spetta a noi stabilire di chi, sicuramente è colpa nostra no, è colpa di chi ha garantito che con questo risultato avremmo avuto la nostra autonomia e non ancora abbiamo avuto nessun tipo di risultato. Ci auguriamo che dalle parole si passi ai fatti, ma passati 2 anni, anche con dei governi amici, di autonomia non ne vediamo neppure l'ombra. Ci auguriamo che adesso si possa fare tutti assieme un passo in avanti e dare risposte concrete. Per il momento, ripeto, radice quadrata di 0. Allora, Ecco Ferdinando, se non hai altre domande ti... no, teniamo lì, allora Anna Maria, teniamo lì Berlato per qualche altro istante, Sì. se ha pazienza. Faccio intervenire Alberto Villanova della Lega, insomma, radice quadrata di 0 come risultato vuol dire che anche nel governo dei 14 mesi giallo-verdi. Ma allora, sicuramente ci aspettavamo qualcosa di diverso, però sai, è una battaglia e le battaglie vanno combattute, c'è chi si ritira ancora prima di combattere, c'è chi invece le porta avanti fino alla fine, quindi secondo me è una battaglia che vale la pena di portare avanti e potranno passare anche 1, 2, 3 anni, noi non smetteremo mai di portarla avanti, quindi sinceramente ci aspettavamo anche noi di portare a casa qualcosina di più con un governo, tra virgolette, amico, che amico non si è rivelato, però andremo avanti così. Allora Berlato, per questo intervento marziale, anche se è vero meglio vincere la guerra piuttosto che le battaglie, Villanova, però Berlato? Guardi, Villanova che rispetto a me... Villanova che è un amico che rispetto a me è ancora un ragazzotto, sa che Sergio Berlato non ha mai indietreggiato, non ha mai smesso di combattere in vita sua. Continuiamo a combattere nella speranza di vedere qualcosa di concreto. Finora di concreto nulla, ma speriamo vivamente che l'autonomia che ci è stata promessa e che ci siamo guadagnata possa essere riconosciuta. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta e vogliamo continuare a fare la nostra parte. Ci auguriamo che chi ha più potere di noi eserciti bene il suo potere e ci dia quell'autonomia che tutti noi chiediamo. Ecco, anche perché il governatore è stato chiaro, bisogna avere subito tutti i 23 punti, né uno in più né uno in meno. Guardi, la fase tattica o strategica è in mano a chi ha il potere e noi ci auguriamo che al di là delle fasi tattiche si possano avere risultati. Noi prendiamo atto con fase tattica, questa è una buona definizione. Io stesso ho contattato. Allora Berlato, aspetti qualche istante, Villanova e Fracasso vogliono intervenire ancora. Per il referendum non si sentano deluse. Villanova? Dica. No, Villanova vuole intervenire, sentiamo. No, io rispondo all'amico Sergio come ho già risposto una volta in aula, no? Quando tira in ballo la mia età, purtroppo non sono così giovane come sembra. Però, insomma, un complimento. La giovinezza è un problema solo per chi non ce l'ha più, quindi come gli ho già detto una volta. Era un complimento. No, ricordo al collega Berlato che ci fu un punto fermo, una preintesa firmata anche dal presidente Zaia, si è voluta metterla in un cassetto e non portarla avanti. Politica ne ho visti tanti, molti sono passati, noi siamo ancora qui a combattere per il Veneto e per i veneti. Sergio, non prendertela, dai. Allora aspettate, mi è sembrato che, aspetta Anna Maria, mi è sembrato che Berlato dicesse di giovani ne sono passati tanti, noi siamo ancora qui a combattere per il Veneto, così? È diventata una battaglia generazionale. Esattamente così, ne ho visti passare tanti e forse ne vedremo ancora tanti passare, però è importante che le persone di buona fede, indipendentemente dal fatto che abbiano ancora i denti da latte oppure no, che uniscano le forze per portare a casa i risultati. Per il momento radice quadrata di 0. Allora, aspetti Berlato, devo dire una cosa, fermi, aspetti, allora Anna Maria ha avuto la stessa reazione, devo dire, della traduttrice dietro a Trump nel momento in cui c'era Mattarella. Allora, aspetta, è diventata una battaglia tra di voi adesso, vabbè. Meno male che siete amici, devo dire, a questo punto. L'amico Sergio sa che io sono anche dentista, no? E quindi di denti da latte me ne intendo. Vabbè, andiamo avanti. Superiamo il punto, va bene, superiamo il punto. Grazie Anna Maria. Non era casuale. No, immagino. Allora, vediamoli. Grazie a Sergio Berlato. Ecco. Si sta... Grazie Berlato. Anna Maria, guarda che veramente hai reagito come la traduttrice dietro le spalle di Trump. No, non so che reazione io abbia avuto, non so che cosa si sia visto da studio e da casa. C'è stupore sicuramente. Diciamo. Perché...
Va bene, allora torniamo da te tra poco, intanto vedo che sta arrivando... Se siete d'accordo... Sì, vai. Sì, andrei a chiamare qualcun altro, ok? Va bene, ti aspettiamo. Fracasso diceva che ricordava a Berlato il fatto che ormai, le 5 materie almeno ci fossero. Punto, vedo una cosa comune ai tre colleghi, insomma ai tre consiglieri. E tutti stanno, il referendum, però il tempo del referendum è finito, adesso il confronto è sul merito e un negoziato si fa sul merito e quindi questo approccio per cui il tutto o nulla è un approccio che se è tattico, come dice Berlato, vabbè ci può anche stare, ma se non è tattico porta necessariamente alla chiusura di tutte le parti, perché non si tratta di convincere il ministro, si tratta di avere la maggioranza del Parlamento che la vota una legge e quindi se è un negoziato le due parti devono avvicinarsi, non tenere ognuno... È normale, no? Adesso le opposizioni a voi giocano su questo, cioè perché 23 materie insistere per forza su quello quando si potrebbe portare a casa... Anche 23, ma noi... Però se non si entra nel merito e si sta sempre sul ricordo del referendum... Villanova, le lascio la replica tra poco, vedo l'assessore alle infrastrutture della Regione del Veneto quando si sbroglieranno, diciamo, Anna Maria Parisi e Elisa De Berti. Assessore, buongiorno, in diretta. Vi siete sbrogliate? Buongiorno a tutti. No, ma infatti con questo auricolare è troppo corto, dobbiamo provvedere con un altro auricolare, a breve provvedere. Allora, comunque facciamo gli auguri di compleanno all'assessore De Berti perché oggi festeggia anche lei il compleanno. Grazie mille, è una data importante. Ecco, auguri assessore. Ferdinando, la linea, ecco. Grazie mille. Grazie, che regalo arriva da Roma oggi? Dunque si dice... Ecco. Attendiamo, vediamo questa sera se ci saranno buone notizie, ma mi auguro di sì. Vai Anna Maria. Sì. Allora, un regalo che naturalmente si auspicano tutti i veneti insieme a lei anche per festeggiare questo compleanno. Dunque 2 anni sono trascorsi dall'esito del referendum, ma c'è ancora molto da fare, si diceva. Insomma, diciamo che le aspettative dei veneti sono molto alte e giustamente hanno votato e c'è stato un referendum. Il lavoro da fare ce n'è ancora tanto, ma basta volere e potere, quindi basta voler dare l'autonomia al Veneto e secondo me in poco tempo la potrebbero tranquillamente trovare l'accordo su tutto. Come mai a suo avviso non si sblocca la questione delle 23 materie? Sono troppe? Questione di volontà, no, non sono troppe perché è quello che prevede la Costituzione, quindi è una pura questione di volontà. Se si vuole dare l'autonomia in poco tempo si riesce a trovare l'accordo. Auspico che questo governo finalmente si decida. Ferdinando, hai domande da studio? Sì, ecco, assessore, pure il nodo delle infrastrutture è uno di quelli un po' più caldi, no? Perché, lo sentite? Sì. Perché le infrastrutture per antonomasia sono strategia nazionale, quello che rispondono da Roma. Come si può inserire questa materia? Ma guardi, sicuramente l'avvicinare anche le scelte decisionali e l'attuazione anche di quelle che sono le scelte politiche sulle infrastrutture a Roma. Io vi faccio un esempio, ci sono somme che sono state stanziate dal CIPE anni e anni fa che non sono ancora state spese e le progettazioni sono ancora in itinere. Sicuramente da un punto di vista di accorciare le procedure e far sì che queste risorse nelle infrastrutture vengano stanziate ma vengano anche spese velocemente per le progettazioni e l'attuazione di queste opere, sicuramente come Regione accorceremo la lungaggine dei processi decisionali ma anche attuativi. Ecco assessore, tra appunto le questioni in itinere quale? Una su tutte, quella più attuale, quella del momento? Ma guardi, noi abbiamo chiesto tutto per quanto riguarda le infrastrutture, abbiamo ancora in ballo l'entrata di ANAS in Veneto Strade perché abbiamo tutto il processo della riclassificazione, ma come viabilità abbiamo chiesto che tutta la viabilità anche statale venga data alla Regione. Basta pensare al contratto di programma ANAS-MIT che nel momento in cui viene aggiornato passa un anno e mezzo, perché per non dire in tema di infrastrutture per gli investimenti che vengono fatti. Sicuramente se queste decisioni venissero passate alla Regione vedremo molti più cantieri in tempi inferiori. Allora chiedo a Elisa De Berti solo un flash, poi si è capito, e le passo Stefano Fracasso del PD capogruppo che è qui con noi, si è capito quella famosa regione
che aveva i soldi in pancia senza averli spesi, che ha citato il ministro Lezzi, che ha ricordato Zaia, che regione era? No, non mi ricordo, ma le dico che io che partecipo alle delibere, alle riunioni del CIPE e quindi che vedo dove vengono stanziate le risorse, vi dico che di soldi stanziati dal CIPE, e ci sono milioni e milioni di risorse sono state stanziate, ma dopo anni non sono ancora stati spesi. Chiaro. Sicuramente c'è un problema di burocrazia anche a Roma, Fracasso? quello è poco ma sicuro. Sì, non conosco nemmeno io questa regione. No, perché non si è mai detto quale regione fosse. Non so quale sia. Non so quale sia, il tema delle infrastrutture è uno dei temi, ma è bene che sia così, cioè che si discuta nel merito. L'assessore sa e ne ha fatto cenno che c'è una questione che riguarda ANAS, ma c'è una questione che riguarda le concessionarie autostradali. Allora, chiedere che le concessionarie autostradali vengano tutte regionalizzate è un problema. È un problema, dice Fracasso. Perché ci sono le autostrade, non è che fanno a pezzettini ogni regione, si parte da Torino e si arriva a Trieste. Ma voglio dire, se andiamo nel merito scopriamo che dire ma le 23 sì, le 23 no, è riduttiva di un confronto che va portato materia per materia. Prego, Assessore. Sì, ma le 23 materie ci devono stare tutte, poi all'interno di ogni materia stiamo parlando sostanzialmente di un mondo universo di questioni che possono essere trattate e definite, soprattutto quando si parla di infrastrutture, parliamo di porti, non è che se parliamo di porti la delega arriva in regione tutta o niente, ma si dovrebbe entrare, come giustamente dici tu, nel merito e vedere che cosa fa lo Stato e che cosa possiamo fare noi. Però nel momento in cui tu ti trovi un muro davanti e dicono no, le infrastrutture non si discutono, allora è ovvio che è difficile andare avanti. Cerchiamo di capire davanti all'interno delle infrastrutture di che cosa possiamo parlare, che cosa può essere delegato alla regione e che cosa è bene che rimanga allo Stato. Cioè le competenze sono ampie, sono vaste e non si possono ridurre ad un sì o un no alla competenza generica. Ma su questo mi trovo perfettamente d'accordo. Allora, Assessore, grazie, intanto vedo che siete costretti ad avvicinarvi perché grazie a voi. Non rispettano nemmeno due belle donne, grazie. Cose diverse, sì. Grazie, buona giornata Assessore. Grazie. Vedo che si è, no, perché passavano davanti alla telecamera e persino, devo dire, Anna Maria, il ministro, l'assessore, era diciamo tra i possibili ministri della sanità quando si discusse del governo giallo-verde gli ultimi periodi. Anna Maria, l'assessore Lanzarin superava a sinistra, diciamo, l'assessore De Berti, abbiamo visto questo sorpasso rischiato, però si sta riempiendo, vediamo la sala, Andrea, me lo fai vedere, grazie, ecco, Anna Maria, si sta riempiendo, credo che sia quasi il momento dell'inizio della conferenza stampa. Infatti non mi vedete in onda, ma ci sono, sentite la voce, eccomi qua, sì esatto, c'è diversa gente, allora a parte tanti colleghi abbiamo visto arrivare anche il Presidente Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio, e poi vediamo chi riesco a trovarti in questo marasma. Buongiorno, cercavamo, buongiorno, ciao, vediamo anche la De Berti, ecco, vediamo anche che c'è l'assessore Marcato, ma Assessore siamo in diretta televisiva, in attesa dell'arrivo del Presidente. Dove siamo finiti? Io non so con chi sta parlando. Riuscite ad avvicinarvi, Anna Maria, perché siamo lontani. Sto parlando con l'assessore Ciambetti, può alzarsi un attimo? Presidente del Consiglio Ciambetti, vediamo se può raggiungerci. Scusate. L'assessore Marcato. Roberto, lo vediamo. Siamo con Marcato. Prego. Sì, siamo con l'assessore Marcato. Allora, c'è grande fermento a 2 anni appunto dall'esito del referendum, ancora siamo in attesa di una risposta dal governo.
Sì, siamo in attesa e speriamo di non esserlo per sempre, perché insomma non è che abbiamo dei governi proprio amicissimi da questo punto di vista, e soprattutto viviamo in un paese dove le riforme sono viste come eventi eclatanti che non hanno, insomma, che devono accadere chissà come, chissà quando. Ecco, invece questo paese ha bisogno di autonomia, ed è un paese che l'unica spending review possibile è proprio l'autonomia. È l'unica spending review possibile. Non la si fa perché fare una spending review in questo paese significa perdere voti, e quindi non c'è nessuno che abbia il coraggio di assumersi questa responsabilità. Ecco Ferdinando, hai sentito, se non hai altre domande allora andrei grazie Assessore Marcato, andrei alla ricerca di qualcun altro che possa intervenire, e allora vabbè, quando sei pronta Anna Maria veniamo da te. Allora, quando sei pronta veniamo da te, vedo adesso c'è qualcuno in più in effetti, mentre va alla ricerca. Collega. Perché Riccardo Barbisan, vediamo, vai. Consigliere, esatto, Riccardo Barbisan. Allora, Riccardo Barbisan, grande fermento per questa data? Sì, è una data un po' che segna la storia di quella che è la Regione Veneto, perché che la Regione sogna da tanto tempo. Sì, è l'autonomia che i veneti sognano da tanto tempo, però voglio dire è una data ormai fissata nella storia ecco, brava, delle persone. Anna Maria, se puoi passare. Si può sentire. Brava. Grazie. Barbisan, metto subito del pepe, dai, perché poi saltiamo. È arrivato Zaia, va bene. Il Presidente, allora, più tardi. Ci vediamo più tardi, grazie a Riccardo Barbisan. Anna Maria, allora torniamo in studio così vi sistemate. Eccolo lì Luca Zaia che sta chiamando a sé la giunta, vedo. Marcato, l'avete visti, Elisa De Berti che sentivamo fino a poco fa, Elena Donazzana al suo fianco. Ha un collare, vediamo se riusciamo a sentire meglio l'audio. È una data storica, finché non sentiamo meglio magari qualcosa lo ripetiamo noi. Ad annunciare l'esito positivo del referendum. E questo esito ebbe 1.329.949 persone veneti che hanno partecipato a questa chiamata elettorale, e il 57,2% del corpo elettorale veneto si presentò il 22 ottobre sera a votare per il referendum, si chiuse con quella sera questo bilancio, il 98% dei veneti votavano sì. Da lì inizia la nostra storia. Qualcuno potrebbe dire che è iniziato un po' prima, vorrei ricordare che questa regione negli ultimi 20 anni, 25 anni, ha tentato 3 volte di celebrare un referendum, 2 volte è andata male, ma il referendum si celebrò il 22 dopo il 2017. Vorrei ricordare, e ci aiuterà anche per parlare di questo anniversario, vorrei ricordare che al referendum noi ci siamo arrivati per tutta una sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2015. Approvammo nel giugno 2014 la legge 15 che indiceva il referendum, ci fu impugnata dal governo Renzi di allora. Questa impugnativa fu un'impugnativa anche difficoltosa, perché come si può dire, alla sollecitazione di molti che dicevano che bisogna scendere in piazza, bisogna far casino, basta quell'obbligo, noi abbiamo scelto la via della legalità. Siamo qui. La scelta della via della legalità è quella che sembrava impossibile, avere una sentenza a favore da parte della Corte Costituzionale. 13 mesi esatti segue questa sentenza, la Corte Costituzionale autorizzò il referendum e ne autorizzò anche il quesito. Vuoi che la Regione Veneto siano attribuite una forma e condizioni particolari di autonomia? Che non è un quesito da poco, no? Voi ricordate che noi proponemmo anche un altro quesito, che era quello di mettere nel quesito tutta la legge e quindi l'intesa, ma fu approvato il quesito. Da lì sono iniziate, ovviamente, è bene ricordarlo, anche a memoria, è bene ricordare cosa è accaduto che abbiamo fatto subito, se non ricordo male, il 15 novembre del 2018, quindi dopo pochi giorni del referendum, esattamente dopo una ventina di giorni, abbiamo da subito approvato il progetto di legge statale. Voglio ricordare che la Regione Veneto e il suo Consiglio regionale, grazie a tutti i consiglieri regionali, hanno approvato con
40 voti a favore, saluto il Presidente del Consiglio che qui oggi è il Presidente Ciambetti, hanno approvato la proposta di legge, cioè la bozza di intesa. Lo dico perché ogni tanto si vede qualcuno che dibatte di autonomia e si dimentica di aver votato quella bozza di intesa quel 15 novembre del 2017. Dopodiché è bene che io ricordi che la prima intesa che si è fermata, la prima pre-intesa che si è fermata, quella fu una mia idea, no? Di cominciare a consolidare il lavoro con una firma di pre-intesa per 4/5 materie, si firmò il 28 febbraio del 2018. Il nostro interlocutore era cambiato, non c'era più il governo Renzi, ci si è ritrovato un nuovo interlocutore che era il governo Gentiloni. Il Presidente del Consiglio, tanto convinto e motivato dalla firma, non si presentò a firmare, delegò il sottosegretario Valessa. Firmammo quella preintesa, noi come Regione del Veneto, la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna. Da lì si arriva ovviamente al 18 di giugno, per l'esattezza le date me le ricordo, le sbaglio, penso di non averle sbagliate neanche una. Il 18 giugno del 2019 il primo incontro con il nuovo ministro Stefani, siamo al governo Conte 1, da lì inizia ancora un percorso che è quello vero, solito che si è fatto, perché si è concluso ovviamente con la caduta del governo quest'estate, con la quale abbiamo lavorato bene. Io ci tengo a sottolineare, ma non lo faccio per un senso di appartenenza. Il ministro Stefani è stato il ministro spartiacque su questa vicenda. È il ministro che ha aperto i tavoli di discussione, che ha aperto i tavoli tecnici, è il ministro che comunque ha lavorato sulle singole materie. Del resto voi tutti vi ricordate, ci avete lavorato su questo, che proprio con il ministro Stefani il dibattito sul tema della pubblica istruzione fu un dibattito molto acceso, il dibattito su alcuni temi della sanità fu un dibattito acceso. Questo perché il ministro Stefani decise di fare ovviamente questo dibattito. Arriviamo al 23 settembre del 2019, incontro il ministro Boccia. Di mezzo cosa c'è stato? Di mezzo c'è stato una delegazione trattante che ha fatto un lavoro strepitoso, che oggi è lì dal ministro Boccia, in virtù del fatto che noi abbiamo chiesto di riaprire i tavoli. Non posso condividere con il ministro che dice di non aver editato nulla. Il ministro ha editato un lavoro impostato, prova ne sia che oggi c'è un tavolo tecnico. Se partisse da zero oggi non riuscirebbe a fare un tavolo tecnico. Oggi si parla concretamente in materia. E poi avremo anche il contesto di quelle che si farà. Ovviamente l'incontro oggi è tecnico, non è un incontro politico, per cui noi siamo lì. E in questa partita c'è anche da ricordare il tavolo delle autonomie e quello che è la conferenza permanente che abbiamo sempre convocato in quella degli stakeholders del Veneto. Quali sono le considerazioni da fare a 2 anni dal referendum? La prima, la liquiderei con una citazione, no? Mi veniva in mente prima, c'è stato un naturalista francese, Battiston, che diceva che la pazienza è la virtù dell'intelligenza. Ve lo dico perché io entro tutto il giorno a confrontarmi con una platea e con delle tribune dello stadio di calcio che mi spiegano quale sarebbe la formazione ideale. Però la verità è che qui ci vuole visione, stabilità nel puntare sull'obiettivo e determinazione. Guardate, noi l'abbiamo dimostrato in tempi non sospetti e con fatti concreti. Pensate alla vicenda delle Olimpiadi, anche lì avevamo uno stadio pieno di esperti e di pessimisti, alla fine abbiamo portato a casa le Olimpiadi, e così per il patrimonio umanitario per le colline del Prosecco dopo 10 anni di battaglie, e così è accaduto per lo sblocco della Pedagogana, che qualcuno considerava un cadavere eccellente, uso questo termine così quelli di Castelfranco si mettono poi in pace. E sicuramente l'offeso per l'ospedale di Castelfranco, perché ho detto cadavere eccellente, non l'ho detto all'ospedale, ho detto a 2 piani a Grezzo lì da 40 anni, e noi abbiamo completato e oggi hanno l'istituto oncologico Veneto. Quindi per me 2 piani a Grezzo in un grattacielo che ha un ospedale è un cadavere eccellente avere 2 piani a Grezzo. Bene, quindi io penso che sia fondamentale dire che in questi 2 anni noi abbiamo lavorato. È vero che avevamo e siamo partiti con molte attività fatte, perché noi siamo arrivati al referendum già con un progetto preciso. Non a caso vi ho detto che il 15 di novembre del 2017 noi abbiamo approvato in Consiglio regionale il progetto di legge statale, però è pur vero che l'aver partecipato
partecipato ai tavoli e tutto questo, ci ha permesso ad esempio il 20 settembre del 2019, al primo incontro con Boccia, di consegnare ufficialmente una bozza di intesa rettificata e definitiva, la famosa bozza con i 68 articoli che tutti voi avete visto. Abbiamo assistito a dei dibattiti che io, per non usare parolacce, definirei lunari. È ridicolo dire parolacce, ma però sapete, è anche duro accettare che aver visto un dibattito che è stato assolutamente vomitevole per alcuni spazi, cioè per alcuni contesti. Cioè noi abbiamo dovuto incassare il titolo di devastatori, di secessionisti, di gente che voleva creare i paesi di serie A e di serie B, la secessione dei ricchi, e insomma queste minate le avete sentite dappertutto. Voglio ricordarvi che nella bozza d'intesa che abbiamo presentato al ministro Boccia, forse la vera grande modifica che è stata introdotta. Peraltro devo dire che gli esperti di legge che hanno detto che è assurda, perché è prevista una legge che non ci sia la secessione. Scrivete l'articolo 1, fa tassare la coesione, l'unità nazionale, la solidarietà e la sussidiarietà. Io ho voluto quel primo articolo, inutile se lo volete dal punto di vista giuridico, ma utile dal punto di vista politico e sociale, per evitare di sentire ancora discorsi inutili e soprattutto che qualcuno alimenti ancora questo odio del nord contro il sud. Ma in questo anno è accaduto ad esempio che quella che sembrava una folle idea, per usare un altro, una pazza idea, non un'altra bella famosa, per usare quello che era una pazza idea del referendum del Veneto, dell'autonomia del Veneto, si è tradotta in questi 2 anni. Molti non se ne sono accorti, ma vi ricordo che 5 regioni, ve lo dico spesso, hanno l'autonomia per Costituzione, una peraltro ha un'autonomia pre-costituzionale che è la Sicilia, perché del 46, la Costituzione del 48. 11 regioni hanno chiesto di attivare il processo di autonomia, e stiamo parlando delle 11 regioni che hanno avuto, come si può dire, aperta la via dal Veneto con il suo referendum, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna. Altre 4 mancano all'appello, però posso dirvi con certezza che dovrò andare a incontrare il collega Bardi della Basilicata, che è interessato a sentire parlare di autonomia, piuttosto che il collega Marsiglio dell'Abruzzo, che ha già incaricato un consigliere per provvedere al tema dell'autonomia. Nei dibattiti in questo anno in questi 2 anni ci siamo sentiti dire che chiediamo troppo. Noi chiediamo l'applicazione della legge, da lì non ci spostiamo. Qualcuno si avventura ancora un po' più avanti, perché poi c'è sempre qualche fenomeno, no? Zaia dovrebbe accettare di meno. Ma guardate che a noi a tutt'oggi, scrivetelo a carattere pubblicati, nessuno ci aveva proposto nulla. Qui siamo entrati in un ristorante, ci siamo seduti al tavolo, ve lo dico perché ogni tanto mi chiedete ma lei a cosa è disposto a rinunciare? Si presenta il cameriere e ci dice ancora prima di darci il menù, ma lei a cosa rinuncerebbe? L'antipasto? Primo, al dolce e scusa, portami il menù, dopo ti dico cosa voglio mangiare rispetto a quello che c'è nel menù. Quindi siamo arrivati a dei ragionamenti che sono inutili. La Costituzione, con la 3 del 116 successivi, parlano chiaramente di autonomia differenziata, parlano chiaramente delle 23 materie, sono elencate. Anche qui non è che ce le siamo inventati noi, sono un elenco di materie, che parlano di materie concorrenti e non concorrenti, e dico anche che non possiamo accettare, lo dico con chiarezza, che qualcuno ci venga a dire ma perché non accetta il progetto dell'Emilia Romagna? Con Bonaccini abbiamo assolutamente un buon rapporto, stiamo facendo questo percorso assieme a lui e a Tiglio Fontana, però è pur vero che si contraddicono da soli, no? I nostri detrattori o gli oppositori la chiamano autonomia differenziata e poi dopo un istante ti dicono perché non accetti il progetto dell'Emilia Romagna. Ma se si chiama autonomia differenziata pensa al senso delle parole, perché è differenziata. E poi è pur vero che perché dovrei accettare le 15 materie dell'Emilia Romagna e non le 12 che ha richiesto l'ex governatore del Piemonte Chiambarino, le 5 chieste dal collega Rossi della Toscana. Ognuno ha la sua forma di autonomia, e in Audi nel 48, presentando la Costituzione, diceva che ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta, ed è questo il sale della Costituzione. La Costituzione, guardate, non aveva bisogno della modifica del titolo V del 2001 per attivare l'autonomia, era già prevista dai padri costituenti.
problema è che una visione centralista ha obbligato il Paese, peraltro per mano della sinistra, a dar vita alla modifica del titolo quinto in risposta alle azioni separatiste e secessioniste di quegli anni, fini anni 90. Vi ricordo che nei fini anni 90 il mio partito spingeva forte sul tema della secessione e sul tema della messa in discussione dell'ossatura dello Stato, per cui nel 2001 esce la modifica del titolo quinto, esce una modifica della Costituzione. Noi oggi siamo qui, ironia della sorte, a dar seguito a qualcosa che non avevamo scelto allora. Allora, noi siamo fermi in posizione, qualcuno potrà dire no, scendiamo in piazza, qualcun altro potrà dire facciamo lo sciopero della fame, qualcun altro magari si spinge un po' più avanti, dice diamo qualche calcio a qualche cassonetto, qualcun altro dice ma siamo tutti bendati contro mano, ognuno ha le sue idee. Io so che la via corretta è quella della legalità, so che i meriti devo garantire, come ho dimostrato in altri percorsi, che si va fino in fondo al confronto e anche allo scontro civile se serve, ma io voglio vedere le carte sullo. Roma è inadempiente, lo è stata col governo Gentiloni, lo è stata col Conte 1, lo è anche col Conte 2 in questa fase. Roma è inadempiente perché non ha mai fatto una controproposta al progetto Veneto. Domandare l'esito, rispondere in cortesia. Questo è un adagio veneto, no? Domandare l'esito, rispondere se creanza, se dico bene. Roma tutt'oggi non ha mai risposto alle istanze dei veneti. E dietro i veneti, lo dico a quelli che dicevano Zaia sprechi i soldi del referendum, se oggi questo paese sta cambiando pelle, la sta cambiando perché la regione del Veneto ha voluto fare il referendum. Perché quando andiamo a Roma non ci va Luca Zaia o scusate qualche nostro assessore, ma ci vanno 2.328.949 veneti che sono andati a votare. E quindi è segno di rispetto rispondere a questi veneti. Quali sono le prospettive? Sarete mezzo di crepato per favore. Quali sono le prospettive? No, senza fretta. Quali sono le prospettive? Il ministro annuncia che vuole fare l'autonomia. Questi annunci li ho sentiti negli ultimi anni da tutti. Il ministro annuncia che vuole fare bene l'autonomia. Sapete che chi si scorda con l'acqua calda poi ha paura anche di quella fredda. Non posso non dimenticare che il PD da noi significa ricorso contro il referendum, significa 3 ricorsi al TAR contro il referendum, significa un'attentata volontà di coinvolgere la Corte dei Conti per il danno erariale, significa il divieto dell'utilizzo della tessera elettorale. È lo stesso partito che chiede ai suoi militanti di andare a votare per le primarie con la tessera elettorale. Questo è vero. E significa anche, ve lo dico, grazie e significa anche pagare il conto dei militari in segge. Ve lo dico, non ancora pagato quel conto, sono 8-9 milioni di spese. Anche il conto della sicurezza in segge ci ha messo in conto. Questa è la democrazia di questo paese. Il ministro dice che vuole prima fare i livelli essenziali di prestazioni. Cos'è? È un'ovvietà, no? È prevista dal titolo quinto del 2001, vuol dire che sono esattamente 18-19 anni che è prevista ma nessuno li ha applicati, e allora tu ti chiedi, ma se i livelli essenziali delle prestazioni significa dare gli stessi servizi da nord a sud, significa che i cittadini sono tutti uguali, la vera unità è quella, perché in 18 anni mai nessuno l'ha fatto? Perché vuol dire forse scoprire anche qualcosa che non fa. I livelli essenziali delle prestazioni lo sapete che esistono già, non l'ha mai detto nessuno, ve lo dico io. In sanità esistono già, si chiamano LEA, livelli essenziali di assistenza. E poi accade che tu vedi che ci sono i LEA da anni e capisci che ci sono delle regioni, nonostante la suddivisione delle risorse in maniera puntuale, certosina, quasi maniacale, nonostante la valutazione di tutti i parametri territoriali, nonostante la condivisione sulla spartizione delle risorse del piano sanitario nazionale a unanimità da parte di tutti i 20 governatori, ne viene fuori che alcune regioni ancora oggi esportano malati ma
propri cittadini e dando una sanità che non degna di questo nome per utilizzare altri termini. E allora uno si dice, ma il problema sono i livelli essenziali delle prestazioni o chi gestisce le prestazioni? Ho l'impressione che noi vogliamo applicati da subito, e non è vero che non siano applicabili da subito, perché SOSE aveva anche previsto un modello di transizione dai non LEP ai LEP. Non è vero che non siamo nelle condizioni di andare subito a accendere la luce nella stanza buia. La verità è che se si applicheranno i LEP andremo anche a vedere i dati e i valori in quella realtà dove invece di garantire le prestazioni si spreca, c'è la mala gestione. Questo è il vero problema che avrà il governo. Questo è il vero problema che avrà con quelle comunità da nord a sud che sprecano. Non lo dico io, ma in Veneto su 574 comuni non ce n'è uno di dissesto finanziario, in Calabria ce n'è uno su 2, e non è colpa dei cittadini calabresi, è colpa di qualcuno che la gestisce male sta partita. Allora, se i LEP sono invalidi per non fare nulla, qui troveranno paga per i loro denti. Perché noi diciamo i LEP siete nelle condizioni di applicarli subito. E non diventi un alibi per trascinare questa agonia, perché noi all'agonia non ci arriviamo. Dall'altro il ministro annuncia, me ne ha parlato, insomma, lo incrocio, lo sento, ma ne ha parlato anche pubblicamente, la famosa legge quadro. Cioè la cornice all'interno della quale poi dovremo andare a parlare di autonomia. Premesso il fatto che non ho ben capito se il Parlamento deciderà tutto quello che dobbiamo fare noi, e su questo non sono d'accordo. Sono d'accordo sul coinvolgimento del Parlamento, sono d'accordo sul coinvolgimento del Parlamento, ma sulla base di altri principi. Nel momento in cui il Parlamento scrive la mia bozza d'intesa, vuol dire che la controparte scrive un'intesa che io potrei anche non accettare. Ma si stabilirà che un principio giuridico secondo il quale tutte le intese in questo Paese passano in Parlamento, e se tutte le intese passano in Parlamento, io dico, primo non posso essere irrispettoso nei confronti del Consiglio regionale, dovrei portare il Consiglio regionale l'intesa approvata dal Parlamento, secondo è unilaterale, perché a me nessuno ha chiesto nulla. Noi non vogliamo l'elemosina da Roma, gliela facciamo già noi da un bel pezzo l'elemosina. Noi vogliamo dire che siamo qui pronti a trattare. Il ministro parla di legge quadro, non venite a chiedere a me che cos'è questa legge quadro, perché nessuno l'ha capito. Nessuno l'ha capita questa storia della legge quadro. Cos'è sta cornice? Io spero che si arrivi invece al vero. Noi abbiamo presentato un'intesa di 68 articoli. Il ministro nelle condizioni di dirci per ogni articolo sì, no, modifica. Questo cosa deve fare? Se io fossi il Ministero farei questo, prenderei la legge proposta dal Veneto, magari può dirsi guarda dal numero 68 è no, ma questo è legittimo, lo dirà Roma, noi risponderemo a tono, ma tutt'oggi non esiste una formale disponibilità a trattare sugli articoli della nostra legge. Come vedo il futuro? Primo, in maniera positiva, perché ho la certezza matematica, la storia mi darà ragione, che ogni millimetro guadagnato in questo percorso sarà un millimetro a favore dei Veneti e non a favore di Roma. Lo dico a alcune categorie, ai tromboni che dicevano che non avremmo mai fatto il referendum, lo abbiamo fatto. Quanti se n'erano in giro? Quelli che sta a casa a guardare la televisione, premi Nobel della tastiera. Noi abbiamo realizzato un referendum che era ritenuto irrealizzabile. A un'altra categoria, oggi siamo all'assunto di quelli che non erano contro l'autonomia, che difendono l'autonomia. Io vorrei essere tornato alla gente più convinta che sono i Veneti, che sono andati a votare per l'autonomia, credo nell'autonomia. Il processo è inesorabile, non è un processo nordista, perché quando tu hai 11 regioni più 5 fa 16 su 20, vuol dire che il processo è innescato. Ma guardate che se ci pensate, la Costituzione repubblicana è stata scritta nel 48 nelle stesse ore, e dopo ovviamente il grande evento bellico della seconda guerra mondiale, con macerie fumanti, parallelamente anche in Germania. La Germania fece una scelta federalista dei Länder, la Germania scelse l'autonomia, l'Italia la scrisse ma non la applicò mai.
La modernità e il nuovo rinascimento va in questa direzione, è quella del federalismo, dell'autonomia e della responsabilità. Lo cito spesso non Napolitano, perché bisogna citare quelli che non hanno nulla da condividere con te. Dice l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità, questo era Giorgio Napolitano, da Presidente della Repubblica. E quindi io penso che noi il percorso che abbiamo fatto sarà inesorabile. Qui c'è solo da capire se abbiamo davanti degli interlocutori che vogliono scrivere una pagina di storia di questo paese, ovvero il governo, o se lasciano questa pagina intonsa a qualcun altro quando arriverà. Il governo Conte 1 ha perso una grande occasione. Qualcuno può dire ma c'eravate anche voi, c'eravamo anche noi, ma il dibattito era diventato insopportabile. Voglio ricordarvi che Conte a dicembre 2018 annunciava che avrebbe chiuso l'autonomia in una conferenza stampa ufficiale, non strattonando per la giacca all'inaugurazione di una fiera mentre guardava gli stand, in una conferenza stampa ufficiale a Palazzo Chigi, disse, convocando la conferenza stampa per l'autonomia, disse a dicembre 2018, disse a febbraio 2019 chiuderò la partita dell'autonomia. A luglio Di Maio ci annunciò che doveva dar vita a una commissione di accademici partenopei per studiare l'autonomia. Vabbè che c'è anche la ripetizione a settembre, ma noi queste robe non vogliamo vedere, è una presa per i fratelli. Però chi ha consacrato la responsabilità dei 5 Stelle che è stato? Ma è stato il ministro Provenzano, che non più tardi di 20 giorni fa ha detto ringrazio il ministro Renzi per aver portato l'autonomia. Però guardate, noi guardiamo avanti, siamo positivi, andiamo avanti su questa partita, questa fase di storia qui poi qualcuno la scriverà, i veneti non devono fare un errore, è la guerra tra poveri, perché se il fronte non è unito, Roma soghigna, ride, si gradano l'ombelico delle risate. Io devo solo fare questo, ma non lo dico con visioni particolari, lo dico perché questo processo deve avere un monolite. Poi ognuno la pensa come vuole. Guardate, quando nel 15 novembre 2017 si è votato con 40 voti a favore, tra i quali c'erano anche i grillini, il progetto di legge, abbiamo dato un grande segnale di compattezza. L'autonomia non ha colore politico. Quando tu hai 2.328.949 cittadini a votare, non esiste un partito da 2.399.949 abitanti e cittadini. Non esiste un partito così grande, non esiste un partito che ha il 57% in Veneto. E quindi la trasversalità è anche un segno di rispetto nei confronti di chi è andato a votare. Perché io ho conosciuto cittadini anarchici che sono andati a votare per l'autonomia, ve li posso presentare, gente che non è anarchica ma fino al minore spinale dice guarda, vengono meno le mie convinzioni personali ma perché vado a votare per la mia terra. Conosco un sacco di cittadini amici di sinistra che sono andati a votare, nonostante le indicazioni negative del loro partito, della Lega, dei 5 Stelle, del PD, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, di tutti quelli che ho dimenticato, tutti sono andati a votare. Vi ricordo che il 22 di ottobre 2017 pioveva e pioveva tanto. C'è stata una brutta giornata, c'era la gente in coda, io ho visto le carrozzine più disabili in coda sotto la pioggia, perché non riuscivano a entrare al seggio. E queste immagini qua ce le ho fisse nella mia mente, mi stanno per tutta la vita, quindi la battaglia la faccio per queste persone, noi dobbiamo restare compatti. Noi abbiamo comunque una risposta, se questi lo fanno veloci, io smonto l'intesa e una ad una le materie che porto in consiglio regionale chiederò al consiglio di farle diventare legge. Perché così si fa. Se non fanno veloci, smontiamo l'intesa, o meglio, brutto termine, non smontiamo l'intesa. Prendiamo le singole materie dell'intesa, perché l'intesa resta lì, perché poi a qualcuno gliela faremo firmare questa intesa. Prenderemo singole materie una per una e diventeranno singoli progetti di legge. E riempiremo di lavoro alla Corte Costituzionale se il governo deciderà di impugnarsi a ogni legge. Noi ci mettiamo poco, faremo delle sedute fiume, una sulla scuola, una sull'ambiente, una sulla sanità, una sulla polizia locale, una sugli istituti di credito, tutte le 23 materie. E quindi renderemo pubbliche le articolazioni di una mancata autonomia che non arriva
tramite il Consiglio regionale. Io ho già parlato con il Presidente Ciambetti, immagino che i consiglieri siano assolutamente interessati ad affrontare questo tema, io spero che non accada in questo momento. Guardate, io non ho mai approfittato politicamente di aprire discussioni e sono stato, e questo mi viene riconosciuto, anche rispettoso nei confronti del Ministro Boccia. Questi sono arrivati l'altro ieri, hanno tutto il tempo, come si può dire, di fare il riscaldamento a bordo capo, non bisogna essere degli azzaroni e pretendere che dopo un istante non arrivi quel compito fatto. Però è pur vero che la Sidra sta facendo scendere sabbia, più sabbia passa, meno se ne sopra, e quando si esaurisce noi dobbiamo agire. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto, neanche a compleanno se devo dare me così. Un sacco di cittadini, fra i social media aiutano, no? Facebook, Instagram, qualcuno telefona anche in segreteria, tutti quelli che ci dicono di andare avanti, ma ve lo dico, di andare avanti non per la politica, ci dicono guardate, per noi l'autonomia è la vera sfida. Chi era con me, si era sposato ieri mattina, scusa, ti utilizzo come testimone, hai visto quanta gente c'era, cosa mi diceva la gente non mi fermava? C'è il tema dell'autonomia. Cioè, i cittadini hanno concretizzato che l'autonomia è la vera rivoluzione del popolo. Pacifica, quando io uso il termine un po' estremissimo, pacifica e cambiamo, se li aggiungete d'ufficio, così evitate di farmi fare polemiche con i perdi tempo. L'autonomia è la vera rivoluzione del popolo, e guardate che non è un caso, lo diceva Rousseau nel contratto sociale, lo dico spesso, no? Cioè il popolo ti delega a rappresentare, quando non lo rappresenti più ti toglie la delega. E io penso che il popolo è l'artefice di questa rivoluzione. Guardate, potete eliminare il governo, eliminate Zaia, eliminate la nostra corrente ideologica, ma resterà l'innoculo nel popolo, l'autonomia. È difficile da spiegare al popolo che l'autonomia è una roba della politica, perché si deve scappare e tornare a casa perché rischi di prenderti qualche pedata nel sedere. I Veneti hanno, forse la vera rivoluzione che noi abbiamo fatto in questi anni è quella culturale. Ormai è nelle corde dei Veneti il tema autonomia. Non c'è una nonna che non ti dica ma autonomia quando la facevo. Non c'è un ragazzo che non mi scriva, mi farei vedere i ragazzi delle scuole medie, dei primi anni del superiore cosa scrivono. Ma non sono degli estremisti, parlano della loro terra, dell'amore che hanno la loro terra. Anche il proliferare di tutti i siti identitari, in Veneto, eccetera. Questo è tutto Veneto. Guardate, io penso che se dovessimo attribuire un merito a questa amministrazione è quella di aver riportato l'orgoglio di essere veneti. Quando io sono arrivato qui nel 2010 era quasi un'onta di leggere solo del Veneto. Oggi, quando dici solo del Veneto, si spalanca le acque, perché hanno rispetto di noi, non siamo più quelli dei film, non sto evocando immagini così per attirare la strategia, perché è così, ai tavoli nazionali noi pesiamo, questa regione è rispettata. E se vuole l'autonomia la deve portare a casa. Io vi ringrazio ed ho finito, ringrazio la Giunta per sempre supporto, e poi sapete io magari faccio la voce grossa, magari presento progetti, ma se non avessi una squadra di consiglieri come quella che ho in maggioranza e la Giunta sarei molto depotenziato nella mia azione di governo. Quindi grazie a tutti per quello che fate. Il Presidente Ciambetti sta facendo un bel lavoro anche di un resume di cosa è stato fatto, strepitoso il lavoro eccezionale che hanno fatto i consiglieri regionali. Dall'altro però voglio ringraziare voi, la stampa. Tutte le rivoluzioni non possono prescindere dall'aspetto culturale e voi avete avuto e avrete un ruolo fondamentale. Non vi chiedo di portare una bandiera, ma vi ringrazio per quello che avete fatto e quello che dovrete fare, che è quello di tenere informati i nostri cittadini. Perché c'è sempre la volontà di oscurare questo percorso, che è pacifico, non mi ci vedrete mai in un percorso non pacifico, cioè non esiste. Nel momento in cui il percorso diventa non pacifico, diventa violento, il Veneto perde, perché è come spalancare la porta al nemico. Noi siamo forti perché siamo non violenti. Gandhi ha fatto una rivoluzione perché era non violento. Se Gandhi fosse stato dinamitato, nessuno se lo ricorderebbe più. E questo lo sanno i veneti. Ed è esattamente il lavoro che chiedo a voi, cioè di darci una mano nell'informazione pluralista.
lista, anche di chi dice di no. Il dibattito è sano, noi adesso presenteremo all'M9 il libro del professor Bertolessi. Ringrazio tutta la delegazione trattante dell'Antonini, che non c'è più, che è andato in Corte Costituzionale, il professor Bertolessi, il professor Giovannardi, il professor Stevanado, il professor Ambrosi, il professor Pola, il professor Burati, povero che non c'è più, che è mancato. Insomma, a tutta la squadra, Gasparini, il dottor Gasparini, l'avvocato Carame, l'avvocato Zanoni, sono tutti. È morto il professore. E quindi a tutta la squadra, però è fondamentale il vostro aiuto. Vi dicevo, saremo a presentare per il libro del professor Bertolessi, volutamente voluto, che è edito da Marsilio, un bel libro sul federalismo e l'economia, sul nostro progetto. Quando è il libro? 11 novembre. E volutamente abbiamo voluto che ci fosse una controparte. Perché è giusto avere l'autonomia anche con chi non la pensa come te, ma in maniera pulita, civile, costruttiva. Quindi quel giorno vedrete un dibattito tra il professor Bertolessi, un altro cattedratico costituzionalista, che dirà la sua. Perché i verdi non hanno paura del confronto, scrivete queste robe, i verdi non hanno paura del confronto. Mai aver paura è uno dei moti popolari, mai aver paura. Io non aggiungo altro, grazie, se avete domande prego. Dai, uno alla volta. Marco? Allora, mi pare di aver capito, Presidente, che tu escludi qualunque via catalana per essere per stare alle vicende di questi giorni, no? E ti chiedo un ulteriore conferma su questo. Poi due domande rapidissime. La prima, se andassimo a votare oggi, tu pensi che andranno ancora le 2,3 milioni di veneti, oppure ci sarebbe forse un po' più di lungante di distribuzione? L'altra domanda è l'utilizzazione che immagino che verrà fatta alla luce di quello che ha detto il Consiglio regionale, cioè questa sorta, passiamo in termini di guerra costituzionale che ha annunciato. Presumo che ti diranno l'annuncia adesso che c'è il governo in cui non c'è più la Lega, quando c'era la Lega non c'era nessuna guerra costituzionale annunciata e i toni erano un po' più morbidi su queste due considerazioni. No, guarda, i toni morbidi, se vedete la rassegna stampa degli articoli scritti te non c'erano. E perché io ho sempre detto, guardate che questi si prendono in giro, tant'è vero che tutti mi attribuiscono il fatto che io sono stato un grande tifoso del fatto che andassero a casa. 2. La via catalana, spieghiamola fino in fondo. Noi nel giugno 2014 abbiamo presentato 2 proposte referendarie e ti ringrazio Marco per questa domanda. Una sull'autonomia e una per poter indire un referendum per l'indipendenza. Ci sono state impugnate tutte e 2, la Corte ha bocciato quella dell'indipendenza. Allora, se guardiamo il percorso della legalità, noi ci fermiamo lì, nel momento in cui la Corte dice, come è accaduto per le 2 volte per sede dell'autonomia, la Corte dice fermati, sei fuori strada. Le alternative sono la via veneta, ti fermi, la via catalana, ti butti in strada. Io ho il massimo rispetto delle idee di tutti, tanto perché ho votato tutte e 2 le proposte referendarie, ve lo ricordo. Però dico anche una cosa, ai cittadini bisogna guardare nelle palle degli occhi e parlare chiaro. Bisogna spiegare quello che ho spiegato anche controcorrente in questi anni. Ripeto, io ho votato tutte e 2 le proposte referendarie, anche quelle indipendentiste. Vi ricordo che i cittadini in questi anni hanno sempre detto guardate che la via giuridica non è perseguibile. E ho sempre detto guardate che finché la Catalogna non avrà l'autonomia dell'indipendenza noi non possiamo dire che è legalmente possibile. Ho avuto ragione, nel senso che va la solidarietà a tutti i ragazzi e le ragazze che sono in strada. Penso che le idee non si processino. Guardate ragazzi, hanno avuto dei 16 anni come per aver fatto un referendum per il Catalogna che ha appena da morte come fa un omicidio minimo. Cioè, oggi noi sappiamo che in Catalogna c'è gente che ha preso 16 anni per aver indetto un referendum consultivo che non votava niente, tra l'altro, dal punto di vista giuridico. Ok, quello è un altro fatto. Il tema del limite giuridico è un tema grosso. Questo non vuol dire che uno, come si dice, denigra chi ha questa idea, perché rispetto a tutto da destra a sinistra. Però in democrazia vale un principio, la tua libertà finisce dove inizia la mia. Questo è un principio dietro al miliare, no? Se facessimo un referendum, guarda perché costa un sacco di soldi, ma io lo rifarei subito, aumentano i voti, ma non c'ho dubbi sul fatto che i voti aumenterebbero sul referendum. Sai, poi
se mi venga qualcuno a dire ma Zaia si prende in giro, io ho fatto un referendum ufficiale, resta agli atti, tanto è vero che vorrei ricordare, se lo scrivete, che è ufficiale che nell'agenda di governo di 3 governi si parla tutto il giorno di autonomia. Prima che io facessi il referendum dell'autonomia si metteva lì della Roma. Se qualcuno ha altre soluzioni, allora ne parliamo, ma a me non risulta che ci siano soluzioni d'effetto, però guarda, io sono convinto che andrebbero a votare ancora di più, tanti fra non hanno neanche la ricevuta, quindi dovrei farlo solo per la ricevuta dell'accesso alle representanti, si pentono di non avere la ricevuta, già quello non era un viaggio, perché la tua ricevuta, hai fatto qualcosa per la tua terra, direi che è positivo. Chi sarà? Filippo. Ecco, una domanda proprio su questa prospettiva di trasformare la pelle in progetti legislativi e impegnare il Consiglio regionale in questa partita. Mi chiedo, è una provocazione, è una buttata o una prospettiva? Perché se è una prospettiva reale, allora siccome tu hai detto prima, o fanno veloci o noi adottiamo questo metodo, a questo punto cosa volete fare veloci? Ma guarda che un punto di scadenza dovrebbe essere, ci sono passati 2 anni, cosa volete fare veloci? Ma penso che noi abbiamo passato 13 mesi di Corte Costituzionale e nessuno se ne è accorto. Anzi, diciamo che quando è arrivata la sentenza, tutte e due come abbiamo vinto, come fare referendum. Cioè, questa è la situazione. Nel senso che ti dico, io capisco che voi dovete andare a casa con la notizia, io lo do ultimatum, io proprio faccio la realtà. Se valuto che le trattative sono serie e si sta facendo sul serio, le seguo. Ve l'ho detto prima. Se vedo che le trattative sono una presa in giro per perdere tempo, per trascinarci, o oltre magari alcuni, come si può dire, termini temporali che il governo si dà per fare le sue robe, non è ovvio. Ma sarà molto semplice, cominceremo una legge sulla scuola, quella più dibattuta, piuttosto che sulla altre robe. E non sono dei danno ultimatum. E tutti i fenomeni che danno ultimatum lo fanno sempre perché sono in tribuna, mai perché sono convocato. Perché è facile dare l'ultimatum dalla tribuna. La verità è che quando tu sei a bordo campo e alla direzione della partita, hai la responsabilità della squadra che sono 5 milioni di veneti. I veneti hanno diritto di rispetto. E i cittadini non si possono mettere nei guai. Io la vedo così. Guardate, io ho passato anni nei quali c'era gente che veniva qui a spiegarmi che si possono non pagare le tasse. C'era gente, molti dice ancora zero, gente che mi veniva a dire che è sufficiente cambiare un codice del versamento dell'IRPEF, versarlo alla cassa regionale, qui poi lo tratteniamo e Roma resta senza schifo, e lo Stato e abbiamo fatto l'indipendenza. Cioè, se queste sono le prospettive, non avremo la strada da sbattere. C'è da essere seri, perché di mezzo c'è il cittadino che poi si trova l'agenzia delle entrate in casa e se la vede lui con l'agenzia delle entrate. E poi la responsabilità è associativa del singolo, non è collettiva della comunità. Ecco Presidente, scusi, non aveva detto nessun ultimatum, però i tempi ci sono, perché è stato chiaro, la pazienza e la virtù degli intelligenti, sono già trascorsi 2 anni, diversamente se trascorrerà ancora tanto tempo, noi ha detto provvederemo a smontare articolo per articolo e lo faremo approvare dal nostro regolamento regionale e poi vedremo se sarà materia di Corte Costituzionale. Quindi quanti anni ancora ci sarà paziente? No, io penso una cosa che è corretta dire, cioè il primo tema è capire quale sarà l'intensità e la qualità del lavoro nelle trattative. Perché come ripeto non rappresento solo una forza politica, rappresento dei veneti che non la pensano magari come me, ma sono andati a votare per il referendum. Magari votano PD e dicono scusa, il mio governo ha detto che te lo fa. Quindi massimo rispetto. Se la qualità delle trattative noi saremo in grado di valutarlo, perché lo dirà la delegazione trattante, voi siete autorizzati di chiamarli tutti i giorni. Se la qualità della trattativa è costruttiva, bene, se ne perde del tempo lo si vede dopo 3 istanti. Già da oggi capiremo qual è l'impostazione. Oggi immagino che vadano alla riunione per impostare un lavoro. Dopodiché i tempi. Vi dico solo che oggi i tempi sono maturi per approvare questa intesa.
e il governo è nelle condizioni, se il ministro Boccia vuole o dà corso al suo impegno, è nelle condizioni di redigere una controproposta d'intesa. Io resto sempre dell'opinione che il sistema migliore è che il governo vari, in accordo con noi, una proposta di preintesa che sia, come si può dire, suggellare politicamente che c'è una condivisione sul testo. Fatta questa, dopo se andrà in Parlamento acquisiremo osservazioni, mozioni, quello che sarà, cercheremo di accogliere tutto l'accoglibile, anche da parte nostra, e alla fine si va all'intesa. Questa è la procedura migliore. Se qualcuno pensa di andare con l'intesa di fatto in Parlamento, si va al massacro. Presidente, due domande. La prima, è vero che non c'è molta certezza su questa legge quadro, però mi sembra che il concetto il Ministro l'abbia dato e le chiedo se era detto anche parte, cioè la gestione dei fondi nazionali va prioritariamente alle aree, secondo lui, che dimostrano di avere i LEP meno rispettati. Per esempio nel Veneto continua a citare Belluno e Rovigo, quindi si intuisce, immagino l'abbia detto il Presidente del Veneto, che dice io ti faccio la legge e ti dico che darò più soldi, sì, ma decido io quale due aree dare. Volevo chiedere se su questo vi siete confrontati. Secondo tema, mi scusi approfitto, all'Assemblea di Confindustria Vicenza lei c'era, il Presidente Vescovi ha detto a nome degli industriali se c'è una materia su cui per noi si gioca l'autonomia è la scuola. Allora, siccome il Ministro Boccia ha già detto in 1000 modi che sulla scuola non se ne parla, mi chiedevo se questa è la prima delle 23 materie in cui potete, diciamo, scegliere la via sempre grandiana, ma quella di provare a provare un progetto di legge. Ti confermo, l'ho detto prima, la scuola, l'ho detto prima, inizieremo dalla scuola, ma guarda, sai, alla fine non c'è nessuno che è in grado di dirti cosa hanno in testa questi. Chiedesi a voi, ditemi com'è definita l'idea di scuola in una ipotesi di autonomia. Perché io potrei anche dirvi che il Ministro Boccia ha detto da qualche parte, l'ho letto, che ad esempio si potrebbero però vincolare le assunzioni di territori, nel senso dice se qualcuno arriva, che so, dalla Sicilia in Veneto, minimo ci sta 5 anni come accade per le forze di polizia, quindi non ci sia tutto sto andare indietro, cioè via vai di personale. Per quanto ma sai, sperando che non sia la solita tattica del dividi e timbera, no? Ti dico, c'è qualcuno che ha diritto ad avere qualcosa di più, ma ben bene, il Veneto fa la sua parte, la solidarietà, la sussidiarietà la conosciamo, però andiamo a vedere bene i conti di tutti. Non sto parlando di Belluno o di Rovigo, che sia chiaro, non mi risulta che a livello nazionale, vi ho fatto l'esempio della sanità prima, i soldi qualcuno li ha avuti e li ha investiti in mare. Quindi io ho l'impressione, e questa è l'impressione che se diventa realtà mi preoccupa non poco, che le dichiarazioni siano fatte in base alla latitudine. Cioè quando vai a Milano fai una dichiarazione, quando vai a Palermo ne fai un'altra, quando vai a Roma ne fai un'altra ancora. Le abbiamo viste anche con Di Maio, non veniva in fiera a Verona e sapeva la bandiera in mano, diceva che bisogna fare autonomia, appena andava a Napoli diceva no, però andava giù in Sicilia, l'unica autonomia che funziona è quella siciliana. Io dico che bisognerà chiarire molti aspetti, però guardate, quella del DEP è un falso problema. Noi ci siamo sulla partita del DEP. Vi invito a sentire Sose, e potete seguire direttamente Marco Stradiotto che è ancora della partita. Io non l'ho sentito, vi annuncio questo, per lui sparo, però penso sia in grado di dirmi che non è proprio vero che non sia in grado. Siccome mi risulta che Sose ha proposto dei modelli anche se non lo si dice pubblicamente, ma ve lo dico io, me ne assumo la responsabilità, di passaggio dalla situazione di oggi a quella di LEP a regime, c'è una fase di transizione gestibile, si va avanti. Altro? Prego. Questo nuovo partito dei Veneti, una spina sul fianco, è una zanzara che vi ricorda che insomma 2 anni dopo non abbiamo ancora cavato un ramo dal buco, perché loro ci hanno anche attaccato personalmente, duramente sul piano politico, naturalmente, hanno detto che la Lega sta tradendo l'autonomia, sta prendendo in giro i Veneti che non hanno andati a votare. Ma che lo dicono degli ex leghisti ci sta, è il sale della democrazia, perché faranno quello che vogliono, insomma, democrazia, pluralismo, confronto. Altro?
Presidente, rispetto a 2 anni fa questa sala è molto più vuota, soprattutto non ci sono le forze dell'opposizione, tranne un paio di consiglieri che avevano una posizione che sull'autonomia è sempre stata in prima linea. Come giudica questo disinteresse e cosa risponde al PD che ha detto se aveva qualcosa da dire sull'autonomia venga in aula a riferire? Ah, sai, guarda, io ti dico questo, dico non è disinteresse, questa è una conferenza stampa e come si dice, Alda, il pathos del giorno del referendum non è il pathos della conferenza stampa di un anniversario, per cui penso che questa è, come si può dire, è molto istituzionale questo incontro e se avessi voluto riempire la stanza sapevo come fare, ma non l'ho fatto per scelta, insomma, se ci mettevo un attimo, se volete la riempisco per una settimana, la faccio piena, strapiena, traboccante, non c'è problema. Con le bandiere, senza bandiere, come volete. Stile Roma, insomma, si sente anche di che colore prendere le bandiere. Però al di là delle battute, sì, ho letto non so chi fosse che parlava del PD, cioè qualcuno insomma del PD. Sai, Zaia venga a riferire, non ha niente da riferire. Il loro ministro vada a riferire. Cioè io sono fermo al punto morto superiore, nel senso che, come si dice in officina meccanica, il pistone lì pronto per lo scoppio. Sapete come funziona? Pistone su, arriva l'iniezione di benzina, una volta c'è le candele, quindi c'è la scintilla della candela, la combustione, spendi giù il pistone e iniziamo a lavorare la macchina. Come siamo? Pronti? Altro? Prego, Viva. 2 anni dopo non ha perso l'ottimismo, rivendica sempre una dimensione gandhiana nel discorso, però sotto traccia si legge anche un approccio, per parole Cartucce, inteso vado anche in conflitto costituzionale, cioè coinvolgo gli organi dello Stato con la Costituzione in mano come se fosse per il leone il Vangelo. Non è che ha perso un po' l'ottimismo per davvero? No. In chiave politica, perché se prima col Conte 1, cioè sono passati 3 governi, quindi togliamo anche la Margherita, nel governo precedente Conte era come dire, tra 2 vice premier e c'era la Lega al governo, adesso c'è un altro equilibrio politico, con il rischio di non avere neanche più questo come priorità politica. No, guarda, decisamente no, resto fiducioso, ripeto quello che ho detto prima e perdonami, cioè resto convinto che questo sia un processo inesorabile, che prescinda da me, prescinda dai governi, cioè il popolo che c'è. È stata una grande intuizione, una grande battaglia quella di aver celebrato il referendum. Sarei d'accordo con te se non avessimo fatto il referendum, c'è una battaglia politica oggi, no? E tanto è vero che il grande sforzo che facciamo tutti assieme è quello di mantenere tutto questo dibattito in un alveo che non sia di politicizzazione. E questo è il grande sforzo che si fa, è inevitabile, no? C'è un governo, guardate, provate a immaginare lo scenario, è un governo che non mi è amico, che comunque io se volessi politicizzare sta roba tutti i giorni massacrerei, invece sto tentando di tenere un rapporto civile di confronto, e questo me lo dovete riconoscere, perché ci metterei poco andare in piazza e riempire una piazza, avete dubbi che io non riesca a riempire una piazza. Però penso che in questa fase non serve a nulla, serve solo a qualche dubbio che bisogna di fare altro con quella piazza. A me non serve, cioè mi serve che il dibattito sia fatto bene, perché nel momento in cui ci sarà una sbavatura, finisce che poi passeremo dalla parte del torto, oggi siamo dalla parte della ragione. Altro? Grazie e buon lavoro. Da Palazzo Balbi, vediamo se Anna Maria riesce a intercettare subito con il nostro Sandro Ponchio il governatore Luca Zaia. Intanto rientriamo in studio con Alberto Villanova, ora ci ha raggiunto il direttore delle televisioni del gruppo Media Nord-Est, Luigi Baccialli. Buongiorno direttore. Buongiorno anche a Villanova. Sì. Vediamo, scusami direttore, se c'è subito Zaia, ma diciamo che la notizia, eccolo qua il governatore, la notizia diventa l'idea di smontare queste materie e presentarle poi al voto una alla volta in Consiglio regionale, i LEP se li vogliono fare li facciano subito dal governo. Sentiamo l'intervista a Luca Zaia. Non sento nessuno. Pronto? Pronto? Scusa, pronto? Anna? Niente, non va. Sì, dai.
Comunque, Presidente, lei ha detto chiaramente l'intelligenza è per pochi, per i pazienti. Quanto ancora resta da attendere per questa autonomia? Guardi, intanto è bene ricordare che questo non è un processo facile, non lo è stato col referendum, non lo è neanche per l'arrivo alla firma dell'intesa, però è pur vero che si valuteranno la qualità dei tavoli, se i tavoli sono costruttivi e producono qualcosa ha senso continuare a trattare, se i tavoli sono una presa in giro, ma questo ce lo diranno i tecnici, allora ci fermeremo e cominceremo ad affrontare il tema sul piano del Consiglio regionale. Partirà la rivoluzione? Ma guardi, un grande successo del popolo veneto, una rivoluzione gandhiana fatta 2 anni fa, il 22 ottobre 2017, di 2.328.949 veneti che sono andati a votare, che è un grande segnale di civiltà. 2 anni dopo però non hanno portato a casa niente. Abbiamo portato a casa una bozza d'intesa di 68 articoli, tavoli tecnici fatti con tutti i ministeri e siamo pronti oggi a firmare l'intesa, quindi più che altro noi non abbiamo portato a casa la firma, ma il governo deve ancora proporre qualcosa da firmare, quindi la domanda la girerei al governo. Che scadenza dà il governo? Ma la scadenza è direttamente proporzionale alla qualità, anzi la scadenza è inversamente proporzionale alla qualità della trattativa. Se la trattativa è una trattativa utile, buona, sana, che ci porta alla firma dell'intesa, si seguirà la trattativa. Se la trattativa sarà una presa in giro o sarà frutto di soli alibi per non firmare, noi provvederemo ad affrontare il tema giuridicamente in altra maniera. Lei appunto ha parlato oggi di un piano B. Il piano B è molto semplice, se il governo non vuole trattare la Regione del Veneto continuerà sul piano della battaglia legale, quindi approveremo per singole materie dei progetti di legge che poi immagino il governo impugnerà e quindi andremo in Corte Costituzionale legge per legge. A cominciare da quale materia, Presidente? La scuola. Sulla scuola perché c'è interesse su questo, perché c'è dibattito e perché vogliamo vedere le vere idee del governo sulla scuola, visto e considerato che se lo chiedessi a 55 milioni di italiani nessuno me la sa spiegare. Altre materie, sanità e infrastrutture? Sanità, infrastrutture, l'ambiente, la polizia locale, insomma tutto quello che c'è, gli istituti di credito, insomma sono 23 materie che non ho deciso io ma sono scritte in Costituzione. Grande disattenzione dopo 2 anni? No, forse qualcuno la spera la disaffezione, penso che sia fondamentale spiegare ai veneti che questo è un percorso non facile, le cose facili le sanno fare tutti e siccome è una cosa difficile siamo qui noi a tentare di farla e vorrei anche ricordare che se l'obiettivo è un obiettivo arduo vuol dire che dietro c'è costrutto, c'è sostanza, se non ci fosse sostanza ci avrebbero già dato l'autonomia. Oggi la delegazione trattante è stata convocata dal Ministro, che cosa sarà discusso? Sì, vorrei precisare che abbiamo chiesto noi di aprire i tavoli, che non passi l'idea che ci convocano a Roma e noi come i soldatini andiamo lì o gli scolaretti andiamo lì. Abbiamo chiesto di riaprire i tavoli, che sono i tavoli che facciamo con il Ministro Stefani. Capiremo l'impostazione che vuol dare il Ministro a questi tavoli e alle trattative, le trattative che si dovranno necessariamente portare a casa. Ottimista sì, ma guardi, l'ho dimostrato con altre partite, pensi alle Olimpiadi, alla Pedemontana, alla partita dei FAS che stiamo portando avanti con non poca difficoltà e molto altro ancora, per dire che comunque bisogna puntare all'obiettivo e mai distrarsi. Ecco, lei in tal senso ha parlato di orgoglio veneto. Ma c'è questo orgoglio veneto, guardi, quando lei ha 2.328.949 veneti che vanno a votare e che ci vanno per la loro terra, questo è orgoglio veneto. Non ditemi che negli ultimi anni questa regione non abbia acquisito un'identità sua, rispetto e che i veneti siano più orgogliosi di dire di essere veneti. Abbiamo perso 2 banche per colpa di qualcuno, visto e considerato che se da un lato c'era la Malagestio, queste 2 banche non sono state salvate come altre banche in giro per l'Italia, a iniziare dal Monte di Paschi di Siena. Ci legge anche un progetto contro il Veneto? No, ci leggo spesso disattenzione, cioè poi sa la disattenzione è la peggior delle cose, no? E noi siamo una regione che ha 150 miliardi di PIL all'anno, lasciamo un residuo fiscale di almeno 15 miliardi all'anno. Capiscano che le nostre 600.000 imprese non hanno, non chiedono un'azione sovversiva o egoista, è un'azione di sopravvivenza, ma se sopravviviamo noi sopravvive l'intero Paese. Ecco, nelle materie di concorrenza anche la questione delle banche, sarebbe cambiato qualcosa se la Regione avesse avuto anche queste materie? La norma oggi dice in Costituzione, parla di controllo, competenza sulle banche del territorio, c'è una frase solo sulle banche. Da lì si tratta di capire nell'intesa cosa il governo è disposto a cedere su
su questa partita. Le banche del territorio, anzi le popolari, sono oggi di competenza della Banca d'Italia che le vigila, questo dice la norma. Non le so dire quale sia la proposta del governo. Un corso sempre pacifico e legale. Ma sì, anche perché se non fosse così noi chiudiamo il dossier autonomia in 5 minuti, se qualcuno ancora non l'ha capito lo capiranno. Cioè, la partita cruenta della violenza non serve a nulla. Primo perché noi veneti non siamo guerrafondai, secondo perché, come si dice in Veneto, si ciappa più mosche col miele che con l'aseo. Riesce a capire se per questo governo, che è il terzo che ha sul suo tavolo il dossier dell'autonomia, quella dell'autonomia differenziata resta una priorità? Ma lo è una priorità, guardi che il dibattito nazionale nell'agenda di governo è l'autonomia, è la spina nel fianco l'autonomia. Mi metto nei panni del Presidente del Consiglio, cioè penso che se sto dossier non ce l'avesse sopra la scrivania sarebbe più felice. Ovvio che crea dibattito, ma voglio ricordare che è la riforma delle riforme, stiamo parlando della più grande riforma istituzionale di questo Paese. Dopo la Costituzione repubblicana del 48 ci sarà una regione partita in solitaria, il Veneto, che ha dato vita a una grande riforma istituzionale di questo Paese. Si lascia il Medioevo e si va verso il Rinascimento. Ma Conte ce l'ha in cima ai suoi fascicoli o l'ha sfilato e l'ha messo sotto? Guardi, io non so dove ce l'ha Conte il progetto dell'autonomia, certo è che noi glielo ricordiamo tutti i giorni e questo diventa un'ossessione. Nei contenuti del suo discorso tante le citazioni, non ultima quella riferita all'ex presidente Giorgio Napolitano. Ma sì, che diceva, quando fu, mi ricordo, un'intervista di Napolitano da Presidente della Repubblica, gli chiesero secondo lui che cos'è l'autonomia. Molto probabilmente l'intervistatore sperava in una rispostaccia di tipo una cretinata e lui rispose: è una vera assunzione di responsabilità. Ma il fatto che autonomia sia responsabilità lo dice la trattativa, c'è gente preoccupata in giro. Grazie ragazzi, bravi. Un'altra domanda: se va o no alla manifestazione adesso a Rialto? Anna Maria, mi senti? Allora, non ci sento più. Scusa che ho sta diretta il telefono. Anna Maria, io non riesco a capire allora se mi sente o meno. Se ci senti, cerca di chiedere questa cosa al governatore prima che vada via, perché ovviamente è interessante. Allora, due dati, dai LEA ai LEP, dai livelli essenziali di prestazione, se li vuole fare li faccia subito, perché lo può fare il ministro Boccia, così dice Zaia, ha il potere di farli subito. È certo che se li fa poi si smascherano anche le malgestioni in giro per l'Italia, ma di fatto il nuovo orizzonte diventa questo: se la trattativa arranca, io non do ultimatum, dice il governatore Luca Zaia, smontiamo una materia alla volta, la portiamo in Consiglio regionale, facciamo una legge, quindi discutiamo di quello in modo che Roma poi sia costretta a dare una risposta per ogni singola materia. Cosa dice, direttore? Questo è il piano B di cui parlava il governatore. Ho visto nel suo volto una certa sofferenza, anche un certo imbarazzo dopo 2 anni di inutili tentativi di ottenere almeno una parte dell'obiettivo. Noi abbiamo esposto 2 anni fa questa bandiera, la facciamo vedere tutte le sere, siamo indignati per il cinismo, i silenzi d'ignavia della politica romana e di alcuni partiti, in particolare i 5 Stelle, che hanno bloccato la ministra Stefani, l'hanno presa in giro, l'hanno guardata con aria beffarda nei consigli dei ministri, inutili consigli dei ministri, e questa è una presa in giro non solo dei veneti ma della Consulta, di tutti coloro che hanno lavorato in questi 2 anni, hanno lavorato bene e alacremente. Io vorrei dire questo, Ferdi, al di là di quello che poi il governatore farà, perché adesso inizia la fase 2 e secondo me ancora una volta questo governo è ancora più determinato a fermare del tutto l'autonomia. Questa legge quadro è proprio un tentativo di insabbiarla. Luca Zaia e la Giunta regionale sono soli, insieme al professor Bertolissi e agli altri costituzionalisti. Non ho visto un parlamentare in questi 2 anni, un parlamentare del Veneto che si sia alzato in un dibattito e che abbia invocato l'autonomia, che abbia detto che è ora di finirla, che bisogna dare una spallata. Non ne ho visto uno. Hanno firmato in 74 il nostro appello. L'hanno firmato davanti a questa bandiera. E poi nulla. E non hanno poi fatto seguire alle parole, alle promesse, qualcosa di concreto. Io credo che
il governatore faccia benissimo a mostrarsi sempre moderato, pacifico, nonostante credo sia a sua volta indignato e arrabbiato. Però quando porgi l'altra guancia fino a quando non hai una faccia di queste dimensioni. Cioè se continui a prendere schiaffi e calci negli stinchi, a un certo punto anche il più paziente, anche il più santo degli aggrediti reagisce, no? Quindi io sono d'accordo sull'andare avanti in maniera gandhiana, però un segnale bisogna darlo, un segnale, ce ne sono tanti, se ne possono fare, si può fare un elenco di segnali pesanti da lanciare al governo attuale per smuovere le acque, no? Perché è una questione di dignità, è una questione di dignità di un popolo e di rispetto di un popolo. Ha colpito molto perché tu hai espresso con questo fervore, perché d'altronde è un tema che sentiamo tutti, no? In questa regione, lo ha capito molto bene anche il governatore Zaia, lo abbiamo letto nei numeri dei risultati di quel voto di 2 anni fa, lo ricordiamo, sono 2 anni dal voto per il referendum. Quando possiamo torniamo a collegarci con Anna Maria. Allora, però il fatto di dover precisare rivoluzione dopo quella serata con Salvini, ma che la rivoluzione sia gandhiana, io non do ultimatum, se qualsiasi cosa diventa violenta è una perdita, no? Una sconfitta. Vuol dire che c'è questo sentimento forte a queste latitudini, allora, visto che citiamo anche lo stesso governatore Zaia, che allo stesso momento può spaventare, dato quello che succede a Barcellona. Ferdinando, noi abbiamo perso una grande occasione per dar conto della dignità dei veneti. Quando auspicammo in un commento, ricorderai, le dimissioni del ministro Stefani. Se il ministro Stefani si fosse dimesso sbattendo la porta e rovesciando il tavolo e dicendo non è tollerabile questo atteggiamento provocatorio e beffardo nei confronti di un ministro, di un governatore, di un intero popolo che cercano di almeno arrivare ad un'intesa parziale. Ecco, se questi gesti, nel momento in cui è opportuno farli, io credo, avrebbero dato una svolta a questa vicenda. Se si subisce soltanto, se non si dà a chi ci colpisce una risposta di qualsiasi tipo sia questa risposta, sia pure pacifica, ma significativa, simbolica, questi ne approfittano, andranno avanti, ma non per i prossimi 2 anni, per i prossimi 10 anni a prenderci per il sedere. Allora, grazie al direttore Luigi Baccialli, vedo collegato con Anna Maria Parisi, ti prego se puoi passare l'auricolare al governatore, il presidente Luca Zaia. Allora, adesso riepiloghiamo un po' tutto anche insieme, ringraziamo Luca Zaia per essere rimasto e a dedicarci qualche minuto in più. Buongiorno. Ecco, Presidente, c'è anche il direttore Luigi Baccialli con noi, la faccio parlare subito con lui, ma la prima cosa che le vorrei chiedere, tra poco va a Rialto la manifestazione, lei Presidente? No, guardi, fra l'altro io ho programmato tutta una serie di attività per cui no, non ci sono, ma ci sono col cuore, insomma, questo è poco ma sicuro. Poi evito anche che qualcuno pensi che mi presento alle manifestazioni perché magari ho bisogno di voti o consenso particolare. È bene che anche questa manifestazione sia assolutamente trasversale e autonoma. E dei comitati. Sì, e dei comitati. Grazie Presidente. Allora, noi l'abbiamo seguito in diretta poco fa, un commento del nostro direttore durissimo, devo dire, perché molto accorato in questa data, questo secondo anno dal referendum. Direttore, cosa vuoi chiedere al Presidente? No, buongiorno Presidente, noi siamo con lei. Buongiorno. Buongiorno Presidente, siamo con lei fin dall'inizio di questa avventura, o chiamiamola disavventura, in maniera pacifica, ma io credo che non si debba nascondere l'indignazione che lei cerca oggi di non far trasparire, no? È normale che il Presidente del Veneto rispetto al menefreghismo dello Stato centrale sia quantomeno arrabbiato. Allora io vorrei dirle questo, Presidente, d'ora in poi andremo avanti, secondo lei, con il silenzio dei parlamentari veneti, il silenzio assordante dei parlamentari veneti
che hanno firmato qui un impegno per lottare per l'autonomia e non hanno alzato un dito per avvalorare questa strada, per mostrarsi determinati a raggiungere l'obiettivo, o ci sarà una pacifica mobilitazione dei parlamentari e di questo popolo? Quello che faranno i parlamentari non lo so dire, peraltro c'è più di qualcuno che si sta dando da fare. Le posso dire una cosa, che qua non è una questione, mi permetta direttore, di dire che i bravi sono quelli che fanno casino, i mone sono quelli che fanno come Zaia, che fa tutti i ragionamenti. Io guardo l'obiettivo, penso che in questa fase l'obiettivo mi imponga di dare delle garanzie al popolo, di fare in modo di non mettere nessuno nei guai, e so anche che la manifestazione di piazza alla fine se qualcuno lo vuole organizzare deve essere una manifestazione che deve essere politica, non deve esserci strumentalizzazione, e non so quanto si riesca a fare una cosa del genere, visto considerato che vedo anche, e questa è la mia più grande preoccupazione, che i veneti non si spacchino poi come fronte, perché se i veneti cominciano a fare come i polli di Renzo che litigano tra di loro mentre vanno al macello, finisce che non hanno capito qual era il vero intento. Il vero intento è quello di far capire a Roma che noi siamo un monolite, però vedo spesso delle dichiarazioni che il problema maggiore di qualcuno non sono Roma e i palazzi romani, ma sono la regione. Vabbè, ci sono le regionali, passeremo anche alle regionali del 2020, dopodiché chissà che si torni a parlare di Roma e dei problemi di Roma. Ecco, Presidente, mi scusi, io non mi riferivo a mobilitazioni di piazze, a manifestazioni violente, a mobilitazioni delle coscienze. Scusi, avevo capito questo. No, a una mobilitazione scusi, direttore, massiccia delle coscienze, cioè attraverso un'azione però di moral persuasion, cioè voglio dire, bisogna fare, credo, delle pressioni attraverso i media. Noi siamo i soli che premono da 2 anni in questa direzione, per il resto c'è un silenzio generale e c'è l'assenza totale dei mezzi di comunicazione nazionali, quindi io credo che la politica possa almeno su questo esercitare pressioni, farsi sentire, parlarne di più, comunicare di più sull'autonomia. Io, Presidente, sono dell'idea che Salvini non abbia fatto abbastanza. Io so che lei la pensa in maniera contraria, però io credo che il vero capo del governo, nel primo governo Conte, avrebbe potuto dare quella spallata che invece non ha dato, e ci siamo ritrovati poi nelle secche, ci siamo arenati, credo. Ma guardi, direttore, io non faccio l'avvocato difensore di nessuno, neanche di Salvini, però devo dire per correttezza che la partita Salvini l'ha affrontata. Il vero problema è stato un altro, il problema è che il rapporto dei 5 Stelle è stato devastante. Adesso vedremo la grande cartina del tornasole, sarà l'approccio che avranno i 5 Stelle con il PD, peraltro un PD che ha fatto di tutto per non farsi fare il referendum, come lei ricorda. Voi avete fatto un lavoro strepitoso. Dopodiché, sai, io sono un pragmatico, nel senso che magari qualcuno può dar fastidio, ma io i risultati li porto a casa puntando all'obiettivo. Ho visto quelle Olimpiadi, ha visto quella partita della Pedemontana, ha visto la partita del patrimonio umanità, e potrei citare tante altre robe. Bisogna lavorare per obiettivi, dopodiché proprio per questi obiettivi ho lavorato. Quanti si interessavano delle Olimpiadi quando eravamo nel cuore della battaglia? Pochi o nessuno. Quanti si interessavano della Pedemontana quando eravamo nel cuore della battaglia? Pochi o nessuno. Del patrimonio umanitario non glielo dico, e penso che anche sull'autonomia sia così. Poi alla fine la vive chi è a bordo campo e chi è in tribuna, un po' guarda la partita, un po' si distrae, un po' mangia i popcorn e avanti così. Presidente, le volevo chiedere un'altra cosa, allora, perché mi sembra di fatto una delle notizie di oggi il messaggio che lei ha mandato al Ministro Boccia, che da qualche minuto immaginiamo sta incontrando la delegazione trattante del Veneto, iniziava alle 12 con Mario Bertolissi. Un messaggio lo ha mandato anche il suo collega, il Presidente della Lombardia Fontana. Il Governo dia una risposta chiara. Allora, lei dice, senza dare ultimatum, ma possiamo ipotizzare, diciamo, dovessimo spegnere una nuova candelina, quindi fra un anno, e vedere poca cosa, lei procederà così. E cosa vuol dire procedere in quella maniera, cioè smontare, fare votare in Consiglio regionale del Veneto ogni singola materia? Ci aiuta a capire questo percorso?
Guardi, allora, la protesta estrema stile Catalogna che qualcuno invoca, io dico finisce che ci mette dalla parte del torto avendo oggi noi ragione, finisce che mettiamo a repentaglio anche magari l'incolumità di qualcuno, e se invece dobbiamo fare una piazza civile e silenziosa, ok, la si può fare, però a questo punto è una piazza di testimonianza, no? Civile, che dice bene, io ho qualche dubbio poi che queste piazze tranquille si riesca a gestirle e a renderle e a tenerle apolitiche, perché poi ognuno vorrà dire la sua. Siamo in un periodo peraltro anche elettorale, per cui più di qualcuno che ha dormito magari per 4-5 anni adesso si risveglia perché ci sono le tornate elettorali. Detto questo, poi ognuno fa quello che vuole. Detto questo, c'è da dire un'altra cosa importante a mio avviso, che è quello di dire che noi dobbiamo anche valutare la qualità del lavoro, no? Cioè, voi giornalisti giustamente cercate la data, dice Zaia ha detto 31 dicembre o lavavo la spacca. Io vi dico che adesso da oggi si è riaperto il tavolo delle trattative, è una trattativa, se il tavolo mi dà una trattativa buona e c'è lavoro, come ho fatto io, sono quello della trattativa sulle quote latte, 2 tribunali mi hanno dato ragione dopo 10 anni, no? Avete visto, sia in Europa che nazionale, cioè, sì. Abbiamo fatto una bella trattativa, io ho vissuto quelle trattative, tutti dicevano ma Zaia perde tempo, bisogna andare a Bruxelles e spaccare tutto, guardate, questi erano i linguaggi di quelle ore, bisogna andare con i trattori, io invece continuavo a trattare, alla fine ho portato a casa 1 milione di quintali di latte e ho portato a casa una bella trattativa. Allora, se la trattativa c'è la si vede crescere, se non c'è non la si vede crescere, a quel punto noi agiamo di conseguenza. Il che implica, da quello che abbiamo capito, il voto per ogni singola materia, e quindi su ogni singola materia sarà costretta Roma a darle una risposta e quindi poi fare un passo avanti? Certo. Diventa legge ogni singola materia, quindi si impugnano, si andrà in Corte Costituzionale e cominceremo a dibattere. Ovvio che è un percorso articolato, incasinato, che non vorrei mai affrontare, però insomma, se la soluzione è che non mi danno nulla, questa è l'altra soluzione. Io altre soluzioni pacifiche non ne ho e le altre non le voglio valutare. Chiaro. Oggi non ho capito, Presidente, vai Anna Maria, scusa, prego. Vai Ferdinando. Sì, pacificamente, prima nel suo discorso ha fatto anche nomi e cognomi in merito alle responsabilità per le quali oggi ancora l'autonomia non c'è. No, vabbè, ho detto, è chiaro, cioè nel governo Conte 1 potevamo chiudere la partita e Conte aveva annunciato a dicembre 2018 la chiusura della partita per febbraio 2019. Di Maio a luglio 2019 ha detto che doveva fare una commissione per studiare l'autonomia. Il ministro Provenzano 20 giorni fa ha ringraziato la grillina Lezzi per aver bloccato l'autonomia. Cioè, è evidente a tutti che la partita autonomia è stata una partita messa in discussione dai 5 Stelle. Vedremo con questo governo cosa fanno. Vi devo salutare. Grazie Presidente. Grazie per la disponibilità, grazie, arrivederci. Dunque Ferdinando, se attendi un attimo io metto gli auricolari così sono nuovamente collegata con voi. Se siete d'accordo ci salutiamo qui per Spostati a Rialto, d'accordissimo. Balbi, va bene Anna Maria, grazie. Ci vediamo dopo da Rialto. Grazie per il tuo prezioso lavoro. Intanto do un'indicazione alla regia e anche a Bassano concordiamo con il direttore Luigi Baccialli che è qui. Ci fermiamo in modo da poter dare spazio al telegiornale e dare tempo anche a Anna Maria di raggiungere Rialto in modo da vedere le immagini di questa manifestazione tra pochi minuti nel corso del telegiornale. Una battuta la chiederei anche a Villanova, questo mi sembra il nuovo iter nel momento in cui non dovesse andare bene questa trattativa nuova. L'iter adesso è chiaro, il governatore l'ha spiegato bene. Io ci tengo a tornare su quanto ha detto il direttore. Allora, a voi vi ha dato il merito di aver dato voce in questi anni ai veneti, a questi 2.328.000 veneti. Noi adesso dobbiamo evitare una cosa, secondo me, di dare un pretesto a Roma per bloccare il percorso dell'autonomia. Se dovesse succedere un minimo scontro anche in piazza, una manifestazione che finisce male, noi daremo il pretesto a Roma per bloccare tutto. E purtroppo in questo momento Roma si è dimostrata infima, nel senso che, e non sto parlando di un partito, sto parlando di quello che è il sentore generale, e non so se sto svelando il segreto di Pulcinella, il resto d'Italia non vuole darci l'autonomia. E quindi secondo me il passaggio che ha fatto il governatore sull'orgoglio veneto è un messaggio fondamentale, perché Roma sta cercando di far stancare i veneti, sta cercando di disunirli, sta cercando di fare in modo che si spacchino in tanti rivoli perché la voce non sia più unica, e noi adesso abbiamo il dovere di restare uniti, per questo è importante. Abbiamo il dovere di portare la voce dei veneti senza colori di partito a Roma e farla sentire sempre più forte, evitando di farci spaccare.
Prima Berlato mi ha dato del ragazzotto e io posso dire che lui magari pensava di insultarmi dando del ragazzotto, e invece io posso dire che, restando vicino al presidente Zaia in questi anni, mi ha insegnato una cosa: anche il coraggio di sognare, il coraggio di portare a casa degli obiettivi che sembrano irrealizzabili, però con la concretezza, con il lavoro, anche in silenzio, questi obiettivi si possono portare a casa. Io ero da voi la sera in cui sembrava che le Olimpiadi sfumassero per il governo, ha detto che non avrebbe finanziato, e mi ricordo i sorrisetti di chi era seduto a questo tavolo e rideva perché diceva ecco il fallimento di Zaia. Abbiamo visto come è andato a finire. Mi ricordo i sorrisetti con il patrimonio dell'UNESCO delle colline Conegliano Valdobbiadene quando è stato rimandata la prima volta. Il Presidente ha continuato a lavorare in silenzio e si è portato a casa l'obiettivo. Questa è una battaglia che è 100 volte più difficile rispetto a quelle due là. Perché? Perché vuol dire scardinare quello che lo Stato è stato fino adesso, per decenni. Stiamo scardinando un sistema. Non è facile, però bisogna restare uniti. Ecco, io sono d'accordo con lei su questa strada, però l'orgoglio, Presidente Villanova, va manifestato. Cioè non si può andare a votare mezza popolazione del Veneto e poi assistere a un silenzio generale. Ripeto, in Parlamento quasi nessuno ha cavalcato l'autonomia, i giornali non ne parlano. Vogliamo andare avanti così? Ma i giornali non ne parleranno mai, direttore, perché parliamo dei giornali nazionali ovviamente, sì. Perché non ha nessun interesse di dare una mano a una parte del territorio che sembra a sé stante, perché purtroppo è così, ci vedono come qualcosa di avulso dal contesto. Però io voglio richiamare anche un altro dato importante. In questi giorni stiamo parlando tanto di evasione fiscale, sì. No, manette per gli evasori, c'è una narrazione che va avanti da decenni che fa vedere il Veneto come una regione di evasori. Andiamo a vedere quelli che sono i dati della CGIA di Mestre. Se noi andiamo a vedere il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna, sono le 3 regioni ordinarie che hanno meno evasione a livello nazionale. Il Sud, che è quello che dovrebbe essere il Sud dei poveri, che evade più del doppio rispetto al Veneto. Eppure scommettiamo che adesso con questa riforma, con questa legge di bilancio che viene fatta, si concentreranno qui da noi. Perché? Perché è molto più semplice andare da chi dichiara rispetto a chi non dichiara niente. E allora noi dobbiamo far sentire l'orgoglio anche su queste cose qui, anche su queste cose che sono concrete, dove la gente dopo rischia di finire in galera adesso. Quindi c'è tanto da battagliare, però bisogna farlo nel modo giusto per non dare pretesti perché ci blocchino tutto. E facendo squadra, come si dice di solito, no? Non sempre ci si riesce, purtroppo. Allora, 12:31, abbiamo già sforato i tempi, ovviamente adesso l'obiettivo è quello di raggiungere, ci vuole almeno una ventina di minuti, mezz'ora, speriamo Anna Maria e Sandro siano ben allenati, il punto della manifestazione a Rialto, dove verrà srotolato questo gigantesco gonfalone, no? del Veneto. E quindi tra pochi istanti ritorniamo in onda con il telegiornale, anche per rivedere alcuni momenti di questa lunga diretta straordinaria di questa mattina, raccontarvi altre notizie e poi ovviamente commentarle insieme. Grazie, a tra poco.